Buongiorno e ben ritrovati in questo lunedì 4 luglio, questa prima edizione che come avete notato è anticipata a quest'ora alle 11:15 per aggiornarvi nuovamente su quanto accaduto ieri sulla Marmolada. Quel video, quell'immagine resterà molto probabilmente il simbolo drammatico, tragico di quanto accaduto con questa enorme torre di ghiaccio, il Serraco, che con una velocità stimata dai tecnici in queste ore di circa 300 km all'ora si è staccata e appunto ha travolto chiunque si trovasse in quella zona sulla via principale. Sulla via principale, una via che come dicevamo già ieri nella nostra lunga edizione straordinaria, nella quale abbiamo raccontato minuto per minuto quello che stava accadendo e quello che era accaduto, una via percorsa non sempre da alpinisti esperti. E c'è in questo momento da capire quali sono i numeri di questa tragedia che rischiano inevitabilmente di aumentare di ora in ora. Vi dico subito che alle 12 il Premier Mario Draghi è atteso a Canazei. A Canazei si trova, diciamo, nella caserma dei Vigili del Fuoco, il centrale operativa per seguire anche tutte le operazioni di soccorso. Con lui ci saranno il capo della Protezione Civile nazionale Curcio, ci sarà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ci sarà il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti per fare il punto della situazione, perché allora in quel momento avremo anche aggiornamenti della situazione, già fin d'ora ve li daremo. Dunque cosa sappiamo? Cosa sappiamo per ora rispetto a quanto abbiamo raccontato ieri nella nostra edizione straordinaria? Per ora sappiamo che il bilancio ancora provvisorio purtroppo di questa tragedia è di 6 vittime accertate, 4 delle quali sono state identificate e 17 dispersi, un numero che potrebbe però aumentare ancora, e già ieri i soccorritori, gli inquirenti dicevano è difficile, sarà quasi impossibile che ci siano sopravvissuti tra i dispersi e 8 feriti. Tra le persone identificate ci sarebbe il padovano Davide Miotto, guida alpina di Padova, titolare di un negozio a Tezze sul Brenta. Altre 2 vittime sarebbero dalle province di Vicenza e di Treviso. Notizie che ovviamente arrivano a singhiozzo, arrivano con tutte da verificare, perché chiaramente c'è una grossa difficoltà, anche lo dicevano gli inquirenti stessi, a identificare le vittime per la violenza che ha distrutto i poveri corpi. Gli inquirenti parlano di una vera e propria carneficina, hanno usato questo termine proprio ieri. Nel frattempo, lo diremo anche più tardi, la Procura di Trento ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, ovviamente per ora senza nomi di indagati. È di fatto un atto dovuto per poter indagare, per poter accertare ciò che è accaduto. È necessario aprire un fascicolo d'inchiesta e quindi l'ipotesi di reato è disastro colposo. Già ci si chiede, ovviamente, come spesso accade in questi casi, se davvero si tratta di un evento straordinario che non ha precedenti, oppure se fosse evitabile la tragedia. Già in molti dicono non si doveva tenere aperta la Marmolada in queste condizioni, in questi giorni, con una temperatura che ha raggiunto l'incredibile numero di 10 gradi, di oltre 10 gradi, che per l'altezza, la quota, è davvero incredibile. Dicevamo, Davide Miotti, guida alpina di Padova, che appunto sarebbe una delle vittime coinvolte. Lui era insieme alla moglie 45enne Erika Campagnaro, che risulta ancora dispersa. Sempre fra i dispersi ci sarebbero i 4 vicentini, 3 escursionisti appartenenti alla sezione CAI di Malo e una guida alpina. Fra questi ci sarebbero Paolo Dani di Valdagno e Filippo Bari, 27enne, residente a Malo e padre di un bimbo. Proprio di Filippo Bari, ecco, vediamo le immagini. In questo momento è comparso in queste ore questo selfie che riprende il giovane ieri sulla vetta della Marmolada, prima del crollo del Seracco.
C'è un paziente ancora senza nome in gravissime condizioni in prognosi riservata a Treviso all'ospedale Ca' Foncello con politrauma e ipotermia. Dopo le prime valutazioni è stato sottoposto a embolizzazione per lesioni agli organi interni. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un importante edema cerebrale la cui origine è in fase di definizione. Le condizioni cliniche sono gravissime ma stabili in questo momento. C'è ancora il giallo delle auto parcheggiate, risultano ancora una decina di automobili di cui ancora non si è riusciti a individuare i proprietari nella zona del passo Fedaia, quindi si stanno cercando conferme delle persone coinvolte nel disastro della Marmolada anche attraverso le auto lasciate la scorsa notte nei parcheggi solitamente utilizzati dagli escursionisti. Questo è un numero importante, lo vedremo spesso durante questa nostra diretta. Il numero telefonico per segnalare il mancato rientro di amici e familiari dalla zona della Marmolada: 0461 495 272. Lo ripeto e lo vedete, 0461 495 272. Lo vedremo appunto più volte per ovviamente dare una mano. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per cercare di quantomeno dare dei nomi anche alle vittime, ai dispersi di questa immane tragedia, un'immane tragedia che viene raccontata anche dalle parole di chi ha prestato i primissimi soccorsi. Luigi Felicetti, tecnico del soccorso alpino dell'Alta Val di Fassa, sentiamo cosa ha detto poche ore dopo la tragedia. È successo che all'1:15, 1:30 ci hanno chiamati e che è caduta giù la Marmolada, in pratica è caduta giù la cima, insomma, ecco. E la cima non è altro che un grande pezzo di ghiaccio che si è staccato e ha investito tutti quelli che erano sul ghiacciaio, i vari alpinisti che stavano o scendendo o salendo. E noi quando siamo arrivati lì ci siamo trovati veramente davanti a un scenario pazzesco, perché c'erano blocchi di ghiaccio e sassi enormi dappertutto. E abbiamo cominciato a cercare, poi sono arrivati altri soccorritori chiaramente e comunque le prime vittime sono state tirate fuori e adesso vediamo. Persone in escursione? No, alpinisti che stiamo scendendo alla Marmolada, insomma, cioè, con la corda, attrezzatissimi con i ramponi e tutto quanto, anzi sono stati veramente tanto sfortunati, ecco, in questo caso qui, peccato. Uno scenario apocalittico che viene raccontato anche in queste parole dal tecnico del soccorso alpino. Nel frattempo c'è un appello da parte del questore di Trento. Chiediamo alle persone di non avvicinarsi alla zona del disastro, perché al di là della pericolosità del sito e all'inciviltà di questi comportamenti c'è il rischio di intralciare le operazioni dei soccorritori. Così il questore vicario di Trento, Luigi Di Ruscio, in riferimento alla presenza di curiosi, purtroppo è un fenomeno che anche in questo caso si verifica, curiosi che cercano di avvicinarsi all'area interessata dalla valanga della Marmolada. Saremo duri, dice, nei confronti di chi viola i divieti. Sapete che la zona è completamente interdetta già da ieri. Le ricerche sono ripartite questa mattina intorno alle 4 con i droni, già nella notte poi anche si era andati avanti con le ricerche con le foto elettriche. C'è anche un'immagine suggestiva che vediamo in questo momento fra poco della notte, eccola qui, la notte con le foto elettriche che illuminano il luogo, il punto in cui si è distaccata l'enorme torre di ghiaccio. Lo ricordiamo, a una velocità di 300 km, allora un blocco di ghiaccio, sassi, che appunto è crollato, dicevamo, un pezzo della montagna, un ghiacciaio che era in piedi da centinaia e centinaia di anni, con una temperatura che evidentemente ha creato dei torrenti sottostanti di acqua e l'ha fatto crollare. E dicevamo, c'è questa situazione di chiusura della Marmolada già da ieri, ci sono le ricerche che sono continuate soprattutto con i droni. Perché? Perché è talmente pericolosa quella zona che si cerca di evitare di mettere in pericolo gli stessi uomini del soccorso alpino che sono impegnati in questo momento nelle ricerche dei dispersi, e quindi è fondamentale riuscire a salvaguardare anche queste vite per non aumentare un bilancio già tragico, un bilancio che
A quanto pare da agenzia ANSA di questo momento si sta aumentando ulteriormente, perché sarebbero una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo del seracco sommitale. Si apprende dagli ambienti dei soccorritori. Non è chiaro al momento quante di queste persone siano effettivamente disperse e le verifiche sono in corso. Capite bene che i numeri, le cifre, i dati mutano di minuto in minuto. Ci sarà presente alle 12, lo dicevamo, insieme al Premier Draghi, insieme al Capo della Protezione Civile Nazionale Curcio, insieme al Governatore Zaia a Canazei. Alle 12 ci sarà anche il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Fugatti. Sentiamo alcune delle sue parole di queste ore. Le parole di Fugatti, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento. Il bilancio purtroppo ha la tragicità che avete detto. Ora siamo in contatto con la Protezione Civile Nazionale, con l'Ingegner Curcio, con Palazzo Chigi. Tutto il sistema sta operando per gestire al meglio questa situazione molto difficile e delicata. È chiaro che le operazioni di soccorso si devono svolgere anche in condizioni di sicurezza per il personale della nostra Protezione Civile, però tutto quello che stiamo facendo è cercare di svolgere al meglio le ricerche in queste ore. E dunque lo ha ribadito anche il Presidente Fugatti, bisogna salvaguardare anche chiaramente la sicurezza delle persone che sono impegnate in questo momento nelle ricerche. Fra poco ci collegheremo con Cittadella, il paese di Davide Miotti, che purtroppo la guida alpina di Padova, che aveva un negozio e molto conosciuto anche a Tezze sul Brenta, che risulta tra le vittime accertate di questa tragedia. Ricordiamo che ci sono anche poi i feriti gravi, uno di questi ricoverato a Treviso in gravissime condizioni ma stabili. Ci sarebbe anche una vittima trevigiana tra le vittime del bilancio. Si parla anche, e speriamo di essere smentiti, di un bambino di 9 anni tra i dispersi della tragedia della Marmolada, in uno dei gruppi appunto che non si trovano, e speriamo davvero che sia una notizia, speriamo davvero di essere smentiti completamente almeno su questo fronte, perché appunto sarebbe una tragedia ulteriore che si aggiunge al bilancio terribile. Proprio ieri nella nostra edizione straordinaria abbiamo sentito il sindaco di Rocca Pietore ai piedi della Marmolada, coinvolto quindi direttamente in quanto accaduto. Le sue parole di ieri nella nostra edizione straordinaria. Vivo la Marmolada da quando ero bambino e vi posso garantire che una cosa del genere non l'ho mai vista. Io ho visto purtroppo tante vittime scendere morti dal ghiacciaio per incidenti di tutte di varia natura e di tutte le gravità, ma una cosa così forte non era neanche immaginabile. Il caldo è stato importante oggi, qui a 2000 metri c'erano 25 gradi e anche sopra credo che fossero davvero troppi per questo periodo, perché siamo ancora ai primi di luglio. Il ghiacciaio sta vivendo un momento molto drammatico. Se succedeva domani sarebbe stato molto meglio, perché il lunedì c'è molta meno gente. Purtroppo le cose succedono sempre nei momenti inaspettati e meno opportuni. Canazei ha emesso un'ordinanza di divieto di transito divieto di percorribilità del ghiacciaio, cosa che domani mattina farò anch'io per la parte di nostra competenza a Rocca Pietore. Così ieri le parole del sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin. Saluto e ringrazio in collegamento, credo da Berlino, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a tutti. Ecco, allora Ferrazzi, la tragedia incredibile, una tragedia davvero che colpisce tutti. Il Premier Draghi sarà fra mezz'ora più o meno a Canazei. Ma quello dei ghiacciai, quello dei cambiamenti climatici non è una
un dramma improvviso, lo conosciamo bene, gli allarmi ci sono stati e ci sono da tempo. Proprio lei aveva lanciato un allarme soltanto una settimana fa, è così? Sì, purtroppo tutto quello che sta avvenendo è stato anticipato da tempo, da decenni di studi a livello scientifico nazionale e internazionale. Vede, la scorsa settimana noi abbiamo fatto proprio una missione come Commissione Ambiente e Territorio del Senato sullo stato dei ghiacciai della Val d'Aosta, e collegandolo al tema della siccità, perché parte tutto da lì. Se manca l'acqua dai ghiacciai, se i ghiacciai si sghiacciano, manca l'acqua nei fiumi, mancando l'acqua nei fiumi non va nelle risorgive, manca l'acqua dunque da bere, manca l'acqua per irrigare i campi, manca l'acqua per produrre energia idroelettrica nelle montagne, ma anche l'energia termoelettrica, perché è evidente che per produrre energia elettrica bruciando gas o carbone lì dove sono ancora aperte devi raffreddare gli impianti stessi, e infatti tutti questi impianti sono vicini all'acqua. Tenga conto che ormai il 40% dell'energia elettrica è stato tagliato a causa della crisi idrica, e a questo si aggiunge la situazione dei nostri ghiacciai. Proprio mentre eravamo in visita a un ghiacciaio del Monte Bianco sopra la Val Ferret, il sindaco di Courmayeur insieme al presidente della regione Val d'Aosta in quel giorno stesso erano con noi, avevano dato disposizione di chiudere l'intero accesso alla Val Ferret, che è una delle due valli fondamentali, principali, Val Beni da una parte e Val Ferret dall'altra, perché il ghiacciaio che noi stavamo visitando era un ghiacciaio che rischiava di crollare, esattamente quello che è avvenuto nella Marmolada ieri. Allora, è un problema che si conosce, è un problema terribile quello appunto anche dal punto di vista storico, insomma, dei ghiacciai che scompaiono. Ci sarà un'inchiesta in corso. Al di là di quello che ci si può chiedere, perché è inevitabile, lo dicevamo prima, è una tragedia che si poteva evitare. Molti esperti, non ultimo sulle pagine credo di Repubblica, Reinhold Messner, che dice è colpa del caldo, indubbiamente, ma forse la gente non si doveva trovare lì in quel momento, in questi giorni particolarmente caldi. Al di là di questo, cosa si deve fare? Cosa bisogna fare? Deve essere questa tragedia a dare un'accelerazione purtroppo a questo problema del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici? Ma vede, quello che è successo ieri in Marmolada va ben compreso. Cioè, per fare un'analogia con le case, non è caduto un coppo, non è nemmeno caduto semplicemente il tetto, è crollata la casa. Cioè non è stata una slavina, così come ne avvengono sempre, o un crollo superficiale di un serracco, come ne avvengono spesso, ed è per questo, per esempio, che gli alpinisti di solito nei ghiacciai vanno di notte addirittura e via dicendo. Qui, come diceva ieri giustamente il capo del soccorso sulla Marmolada, è successo qualcosa che poteva accadere, ha detto, anche di notte, perché è crollato il ghiacciaio, è crollato il cuore del ghiacciaio, è crollata la casa. E quindi questo poteva avvenire giustamente di giorno, di notte, di sera e via dicendo. Purtroppo è avvenuto poi una giornata di domenica, quindi massima vicinanza nei confronti delle famiglie, di queste sciagure che hanno vissuto, e quindi sono ore di ansia, di attesa, di trepidazione. Naturalmente fa benissimo il nostro presidente Draghi a precipitarsi a Canazei anche per manifestare la vicinanza del governo a questa situazione. E però purtroppo la situazione è questa, la situazione è che per la prima volta è crollato il ghiacciaio. Vede, il ghiacciaio della Marmolada ogni anno arretra il fronte dai 15 ai 30 metri a seconda del calore e diminuisce lo spessore dai 2 ai 4 metri. Se lei va a vedere le foto del ghiacciaio della Marmolada 100 anni fa e le paragona con quelle di oggi a parità di stagione, trova due situazioni del tutto diverse. Ma questo sta avvenendo ovunque. Ieri sto avvenendo qua a Berlino, ho sorvolato tutte le Alpi, ma guardi che la situazione anche nelle Alpi svizzere è così, cioè si vedono proprio plasticamente, visivamente che i ghiacciai si stanno trasformando quasi tutti da ghiacciai freddi, cioè quelli che non vanno mai sotto lo zero termico, a ghiacciai temperati si chiamano. E che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che i ghiacciai temperati, quelli cioè che in parte si sciolgono con un'accelerazione talmente alta che l'acqua sotterranea sotto il ghiacciaio è talmente tanta che fa da lubrificante, e poi addirittura sta diventando talmente tanta che aumenta di volume e fa scivolare sopra di essa l'intero ghiaccio, la struttura del ghiacciaio.
ed è esattamente quello che è avvenuto ieri. Lei ha scritto, adesso sto cercando di recuperare anche il suo post dove c'era proprio questa immagine del ghiacciaio a 100 anni di distanza l'uno dall'altro. Lei ha scritto anche, adesso non c'è più tempo, insomma, subito delle politiche mirate per questo tipo di problemi. Cosa bisogna fare da adesso in poi? Ma guardi, purtroppo succede spesso quando ci sono le tragedie, giustamente, cioè ci sono le condoglianze manifestate, la vicinanza, la tragedia, l'attenzione giustamente dei media e via dicendo. Dobbiamo naturalmente accompagnare tutto il dolore in ogni modo, ma contemporaneamente dobbiamo sviluppare la responsabilità della appunto risposta. È evidente che il cambiamento climatico ormai sta cambiando strutturalmente la condizione della nostra vita. Ormai siamo nella condizione di non parlare dal punto di vista climatologico, non più solamente di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni, ma dobbiamo lavorare addirittura nell'adattamento, cioè dobbiamo prendere atto che il cambiamento climatico in corso è strutturale e quindi dobbiamo agire subito. La transizione ecologica è questo che dobbiamo fare. Transizione ecologica, diminuire l'inquinamento, abbattere l'impatto ambientale, perché è la casa che sta crollando, ma è la casa dove viviamo tutti noi. E cosa si sente di dire, insomma, alle tante persone, alle famiglie che in questo momento stanno forse ancora sperando o forse si stanno preparando al peggio? Mi sento di dire che le istituzioni sono massimamente vicine e che quindi le accompagneremo in questo dolore, ma soprattutto questo deve essere una grande responsabilità nei confronti di tutte le nuove generazioni, di tutti noi. Noi abbiamo scritto negli scorsi mesi addirittura la modifica della Costituzione, in cui abbiamo scritto che nella parte fondamentale della Costituzione stessa, nei principi fondamentali, per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo cambiato uno degli articoli dei principi fondamentali, ebbene all'articolo 9 abbiamo detto che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi nella difesa delle future generazioni. E cioè questo è il grande salto di qualità. E guardi che ormai non c'è tempo, però abbiamo tutta la possibilità di intervenire. C'è la possibilità di intervenire con scelte politiche sagge, lungimiranti, utilizzando la tecnologia che, se usata bene, aiuta. Ci sono queste possibilità. Dobbiamo agire a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale con una grande accelerazione. Guardi che la transizione ecologica da questo punto di vista, tra l'altro sono oggi qui nel Parlamento tedesco, siamo appena usciti dalla cancelleria, dal capo della cancelleria tedesca, e con lui abbiamo discusso proprio di questo, cioè dell'impatto delle politiche della transizione anche nei posti di lavoro. Beh, sappiamo che la Germania è un gigante a livello mondiale nei posti di lavoro, nell'automotive per esempio, le automobili via dicendo. Qui stanno investendo alla grandissima nella transizione, anche delle automobili, perché dicono: guardate che i posti di lavoro che perdiamo, tra virgolette, poi vengono ricompensati da un decuplicamento dei posti di lavoro nuovi, e quindi io aggiungo, non dobbiamo perdere nessun posto di lavoro di oggi, perché dobbiamo aiutare i lavoratori a trasformarsi, e contemporaneamente dobbiamo ampliare massimamente i posti di lavoro che la transizione può creare. Il CEO della Renault la scorsa settimana ha fatto un annuncio importantissimo, tra l'altro italiano. Ha detto: è vero che l'elettrificazione dei motori comporterà per la Francia una diminuzione di 70.000 posti di lavoro, ma contemporaneamente in pochi anni ne creeremo 500.000 di nuovi. Allora dobbiamo far sì che quei 70.000 vengano riconvertiti, accompagnati con nuove competenze e non perdano il lavoro, e contemporaneamente investire alla grande a livello nazionale, a livello europeo, per questa nuova sfida che vuol dire crescita, benessere e sostenibilità ambientale, e la Marmolada ci racconta di quanto ce ne sia bisogno. Grazie allora senatore Andrea Ferrazzi, buon lavoro davvero, perché Grazie. Ci sarà bisogno davvero di una svolta da questo punto di vista, e la tragedia della Marmolada ce lo ha insegnato, se ce ne fosse stato bisogno. Grazie e buon lavoro. Allora ci informa la nostra Tiziana Bolognani che che si trova a Canazei in questo momento aspettando l'arrivo del Premier Draghi. È già arrivato il governatore Zaia, fra poco vi faremo sentire anche le sue prime parole. Draghi è in arrivo, atterrato a Verona, è in arrivo con l'elicottero verso Canazei. Vedo che abbiamo già c'è un problema anche di identificazione.
Adesso cercheremo di capire cosa si potrà fare, ovviamente l'area va interclusa e un appello anche ai cittadini di evitare di intasare o di intralciare i lavori, e questo assolutamente. Il Presidente Draghi arriva, sono stato avvisato già ieri, è già atterrato a Verona, quindi in arrivo penso sia qui nel giro di una ventina di minuti. Ho sentito il Presidente Mattarella questa mattina che mi ha chiamato, mi ha pregato di portare anche, oltre che la sua vicinanza, anche un ringraziamento a tutti i volontari. Abbiamo delle squadre anche venete, noi abbiamo 35 unità venete, il nostro elicottero, però devo dire la verità, speravamo che si salvassero molte più persone. Quindi siamo veramente inquietati dalla conta, una conta che rischia di essere veramente tragica, lo è già adesso, lo sarà ancora di più. Ecco, lei da conoscitore delle montagne, che idea si è fatta? Anche perché c'era una temperatura un po' troppo alta. Ma guardi, adesso ci sarà tempo per discutere scientificamente di tutto questo. Ci saranno anche gli esperti della situazione che diranno la loro. La verità è che le temperature sono innalzate molto, i 10 gradi su a Punta Rocca significa comunque scioglimento. Da qui a pensare che si stacchi un condominio di ghiaccio o giù di lì con detriti e massi ciclopici ne passa molto, insomma penso che sia stata anche una tragica fatalità. Dopodiché è ovvio che con queste temperature la sicurezza lo abbiamo capito, è a repentaglio. Quindi lei esclude la negligenza? Ma guardi, io non sono un esperto, cioè io le posso dire che i fatti ci dicono che sicuramente le temperature alte non agevolano queste escursioni, dopodiché devono essere gli esperti a dare indicazioni e a dare i loro pareri. Dopo Vaia un altro grido d'aiuto delle montagne questo? Ah sì, ultimamente ci vengo spesso qui, abbiamo avuto 100.000 ettari rasi al suolo da Vaia, abbiamo avuto questa tragedia immane di Vaia, ma noi pensavamo di averle viste già, le peggiori di averle già viste. Quando ho avuto l'avviso ieri, dopo le 13:45 dei fatti, vi dico la verità, ho sperato fin da subito che fosse magari cosa da poco, perché le prime notizie erano frammentarie. Poi la verità è che oggi siamo a una conta dei morti che rischia veramente di diventare qualcosa che mai è accaduto in Veneto. Presidente, ma c'è stata un'imprudenza nel salire con quelle temperature? Ma guardi, io non sono in grado di dirlo. Ovvio che se oggi noi pensassimo di andare lì, visto quello che è accaduto e anche in futuro, probabilmente non lo si farà più. Ma quindi cambieranno le regole? Beh, sicuramente alcune regole vanno riviste. Per ora direi che è fondamentale che si chiuda e si intercluda il ghiacciaio per le escursioni, quantomeno dal punto di vista di precauzionale. So che i sindaci si sono mossi, li abbiamo sentiti. E sarà così tutta l'estate? Questo non glielo so dire. Io spero anche che le temperature tornino verso il basso, che si torni a una normalità, perché voglio ricordare che questo ghiacciaio oggi ha le dimensioni del ghiacciaio che dovrebbe avere, cioè sono le dimensioni che il ghiacciaio dovrebbe avere a fine estate, a settembre. Quindi vuol dire che noi già ci siamo mangiati 3 mesi di liquefazione anticipata. Ma cosa si sente di dire ai parenti delle vittime? Uno alla volta. Non converrebbe secondo lei vietare in questo momento le escursioni alpinistiche anche nella zona, viste le temperature così alte? Ma guardate, il tema del ghiacciaio è un tema importante, penso che lì sia assolutamente intercluso con le ordinanze dei sindaci. Dopodiché le altre escursioni penso che siano molto più in sicurezza, cioè stiamo parlando di sentieri ipercollaudati, magari ferrate collaudate. Infatti quelle alpinistiche. Sì, consideri poi che noi siamo davanti al patrimonio dell'umanità, per cui c'è una varietà di escursioni, di ferrate, di percorsi che si possono fare, quindi solo gli esperti possono eventualmente dare indicazioni per alcuni sentieri o per alcune ferrate. Continuano ad arrivare i parenti delle vittime anche qui, a cui viene dato il supporto psicologico, cosa si sente? No, cioè mi stanno toccando gli occhiali. Oh, bello. Così allora le prime parole del governatore Luca Zaia, arrivato a Canazei, e fra poco arriverà anche il premier Mario Draghi. Non sappiamo ancora se ci sarà una vera e propria conferenza stampa o se ci sarà un giro del Presidente del Consiglio in quella zona, e comunque alla caserma dei Vigili del Fuoco di Canazei c'è la centrale operativa, diciamo, mentre al Palazzo del Ghiaccio purtroppo è stata allestita la camera ardente, ci sono le salme
delle vittime accertate. Ricordo, sono 6 le vittime accertate, 8 feriti e 17 i dispersi. Per gli esperti c'erano circa una trentina di persone ieri presenti in Marmolada, in quella zona, in quel momento. Diceva Zaia, una fusione del ghiaccio che era a queste temperature è prevista a settembre, non in questo periodo, e lo confermano anche gli esperti. Quest'anno è eccezionale per le poche precipitazioni e per il caldo, che fa registrare da 1 a 2 mesi di anticipo rispetto alla normale fusione della copertura di manto nevoso. Sentiamo anche l'assessore regionale Bottacin, sempre da Canazei. Beh, insomma, le immagini le avete viste, quindi adesso io non so stimare precisamente, avete visto le immagini. ARPA ha fatto anche una verifica ieri sera e il fronte ovviamente non è instabilissimo, però non è neanche sicuro e quindi ovviamente potrebbero esserci altri distacchi. La temperatura è alta, vengo dal Fedaia e c'erano 17-18 gradi, quindi insomma, la temperatura è molto alta. L'evento non era prevedibile, però non è la prima volta che i seracchi si staccano dai ghiacciai, è accaduto anche all'estero. Beh, questo io adesso entriamo in ambito che non conosco, che non mi competono. Io sto seguendo le operazioni di soccorso, quindi non entro nel merito di cause o di altre questioni. Quante persone sono in campo? Tutte quelle che era possibile mettere in campo, sia come personale sanitario, sia come soccorso alpino, vigili del fuoco, insomma tutti i soccorritori sono stati messi in campo e anche i mezzi aerei immediatamente. In questo momento, come dicevo prima, c'è una ricerca fatta con i droni e qualora venisse trovato qualcosa si elitrasportano i soccorritori, ma nel momento in cui si individua qualcosa, altrimenti non ha senso mettere a rischio la vita anche dei soccorritori, insomma. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche complica? Beh, certamente non l'aiuta. Intanto da Canazei restiamo poi collegati, lo dico tecnicamente alla regia, restiamo collegati con Canazei, così poi appena vediamo l'arrivo di Mario Draghi lo mandiamo in diretta, quindi che restino, diciamo, accesi, come si dice tecnicamente, quindi in gergo tecnico con la nostra regia. C'è un aggiornamento dei feriti nell'ULSS Dolomiti, i feriti ricoverati a Belluno, negli ospedali dell'ULSS Dolomiti sono attualmente ricoverati 2 pazienti soccorsi ieri in Marmolada, un uomo di 67 anni tedesco ricoverato in terapia intensiva, una donna di 58 anni tedesca attualmente in osservazione intensiva. Entrambi sono in prognosi riservata, sono strettamente monitorati. Facciamo rivedere per favore, chiedo alla regia, il numero fondamentale per poter chiamare ed eventualmente ragguagliare sulla presenza ieri in quel posto ormai tragico di qualche parente, di qualche caro nella zona. 0461 495 272, segnalare il mancato rientro di amici e familiari dalla zona della Marmolada. Lo vedrete poi scorrere anche nel crawl, nella striscia che corre come vedete in rosso nella parte bassa del televisore, ma lo facciamo rivedere in ogni caso. Allora, in attesa dell'arrivo di Draghi, stando sempre allerta, forse, mi dice la regia Francesco Ceron, abbiamo un collegamento da Cittadella, la nostra Vanessa Banzato? Ah, ok, allora facciamo così. Facciamo risentire delle parole molto importanti di un climatologo, di un glaciologo, un esperto. L'abbiamo sentito ieri durante l'edizione straordinaria, lo abbiamo risentito stamattina nel corso della trasmissione di Tele Nord-Est tutto mattino, è il professor Mauro Varotto. Sentite le sue parole per inquadrare a livello scientifico cosa è accaduto. Siamo all'interno del Museo di Geografia dell'Università di Padova, Palazzo Wallenborg. Faccio un po' di pubblicità perché chi vuole venirlo a vedere è davvero un'opera molto bella e molto importante, con Mauro Varotto, geografo dell'Università di Padova ed esperto di Marmolada. Lei è da 17 anni che continua a esaminare lo stato di salute pessimo di questo ghiacciaio, un ghiacciaio purtroppo destinato all'estinzione. Sì, purtroppo lo stiamo rincorrendo ogni anno perché sale sempre di più e quindi si sta riducendo progressivamente. Siamo ormai al 20-25% della superficie di un secolo fa e anche il 25% del volume totale originario.
quindi veramente ridotto ai minimi termini, e la previsione che noi abbiamo fatto appunto della totale fusione, diciamo, oppure veramente di gran parte della superficie del ghiacciaio è prevista nel 2035. Noi abbiamo delle foto degli anni 20 che grazie a Cristian Roccagliendi vi facciamo vedere, giusto professor Varotto? Sì, qui si può vedere una foto degli anni 20 con un arco di ghiaccio, come vedete, che è poco sopra Pian di Fiacconi. Queste sono le misure che venivano effettuate negli anni 20 da Bruno Castiglioni, quindi abbiamo anche una lunga serie di misurazioni di questo ghiacciaio, è uno dei ghiacciai più studiati in assoluto dell'arco alpino, e abbiamo anche delle foto confronto che ci fanno capire. Allora facciamo così, lo faremo risentire dopo il professor Varotto, che è molto interessante, però prima ci colleghiamo, restiamo collegati sia con Canazei per l'arrivo di Draghi, sia con la nostra Vanessa Banzato. Si trova a Cittadella, il paese di Davide Miotti. Allora Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio davanti all'abitazione di Davide Miotti e di Erika Campagnaro, i due escursionisti che ieri sono stati coinvolti nella tragedia della Marmolada. Via Canave, davanti al civico 144. Soprattutto Davide Miotti, 51enne, un'esperta guida alpina. Entrambi, marito e moglie, gestiscono un negozio di abbigliamento a Belvedere di Tezze sul Brenta, dedicato proprio all'abbigliamento da montagna. Io sto usando il presente, Nicola, non sto dicendo usava soprattutto Davide, perché ancora i genitori e i familiari, la sorella, non hanno avuto alcuna notizia di un eventuale decesso di Davide Miotti, per quanto appunto lui risulti dalle ultime indiscrezioni tra le 6 vittime della tragedia della Marmolada. Quindi usiamo il condizionale perché è vero che Erika Campagnaro risulta dispersa, ma ancora disperso risulterebbe anche Davide Miotti. Quindi fino agli ultimi accertamenti, fino alle ultime comunicazioni alle famiglie, questa è la situazione. Ovviamente sia la comunità di Cittadella, nel primis il sindaco Luca Pierobon, che la comunità di Belvedere, nella persona del sindaco Luigi Pellanda, stanno esprimendo davvero molto dolore per quanto è successo, non soltanto per queste due persone, ma in generale proprio per la tragedia che è avvenuta nella giornata di domenica. Tra l'altro il sindaco di Cittadella conosceva molto bene Davide Miotti. Adesso sono davvero non ore, minuti di apprensione. Abbiamo incrociato i familiari sia di Davide Miotti che di Erika Campagnaro, che appunto si trovano in casa assieme ai due figli della coppia, in preda, si può ben capire, si può ben immaginare, alla totale disperazione, perché ancora non si sa cosa sia accaduto ai genitori, a Davide Miotti 51 anni, a Erika Campagnaro di 45. Intanto appunto abbiamo appuntamento anche con il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, per appunto capire un attimino anche le conoscenze, anche il grado di conoscenza che aveva nei confronti di questa coppia. Da anni, dal 98, aveva questo negozio di abbigliamento montano proprio a Belvedere di Tezze, e poi ecco cercheremo di capire l'evolversi della situazione, una situazione che lo stai toccando con mano anche tu, si sta dimostrando davvero drammatica. Ecco, un esperto di queste situazioni, Miotti, per cui Miotti è un po' quello che ci si chiede, no? Poi quando capitano queste tragedie, neppure un esperto come lui ha saputo evitare una cosa del genere, perché è un Nicola, evento, io non sento più nulla dalla regia, vi ricedo la linea. Non ci sente? Non ci sente Vanessa? Ah, non ci sente più, va bene, allora c'è un problema sull'audio, non importa, ma era continuare un po' il discorso, non più che, come dire, dibattere su quello che è successo. Lo abbiamo detto, ne ha parlato anche il senatore Ferrazzi. Un evento così, quando crolla una casa, è come assimilabile, hanno detto degli esperti in questo momento, a un cedimento strutturale, come se fosse crollata improvvisamente una casa. Quando crolla una casa c'è un
cedimento strutturale, c'è un difetto, c'è un danno, e qui il difetto, tra virgolette, è un difetto naturale. C'era lo scioglimento, c'era troppo calore e quindi come una sorta di torrente che passasse sotto il ghiacciaio che ha fatto crollare tutto. Quindi una situazione, come diceva anche il capo nazionale del soccorso alpino ieri, che non si è mai verificata, non c'è statistica rispetto a questo. Quello che ci si può chiedere è evidentemente ed eventualmente se si doveva evitare che qualcuno passasse, si trovasse in quelle zone in quel momento, se l'alta temperatura doveva in qualche modo far allarmare chi di dovere. Ma questo è ovviamente una domanda che si dovranno fare gli inquirenti nelle indagini. Vedo ancora Vanessa, ma non so se è collegata con noi. Ah, ecco, adesso mi sente. Sì, io t'ho perso a un certo punto, Nicola. Era solo per dire... sì, eccoci, noi tra Miotti, poco andiamo anche proprio davanti Miotti, mi dicevi tu, insomma, al negozio di Belvedere di Tezze e vediamo come sarà la situazione. Ecco, allora ci riaggiorneremo lì soltanto per raccontare che si tratta di un esperto, una guida esperta, Miotti. Assolutamente sì, un'esperta guida alpina con la passione per la montagna sin da quando era ragazzino, un amore condiviso proprio con la moglie Erika Campagnaro. Ieri erano andati su in coppia a fare questa escursione in Marmolada assieme ad alcuni amici altrettanto esperti, perché da quello che siamo riusciti a capire dai familiari che abbiamo avvicinato prima del collegamento, loro si muovevano solo con persone esperte, proprio era un po' il loro imperativo categorico, muoversi con persone esperte. Purtroppo loro sì erano esperti, ma quello che l'hai appena detto anche tu, la natura ha fatto il suo corso in questo caso. Grazie a Vanessa Banzato. Allora ci ricolleghiamo quando sarai a Tezze sul Brenta, dove si trova il negozio poi del padovano Davide Miotti. Nel frattempo vi leggo quest'ansa, avete visto le foto anche nelle foto dei dispersi di Filippo Bari, residente di Malo. Vi leggerò fra poco anche la testimonianza di una persona del CAI di Malo. Abbiamo anche la nostra Luisa Bertini che si trova a Malo e dovremo riuscire poi anche a collegarci con lei, sempre in attesa. Ve lo ricordo che fra qualche minuto arrivi il Premier, il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Canazei, è partito con l'elicottero da Verona. Abbiamo già sentito e le faremo risentire le parole sia del Presidente della Regione Luca Zaia che dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin. C'è un aggiornamento sui dispersi, quindi poi chiedo anche alla regia di aggiornare il titolo in onda sul bilancio, perché da quanto si apprende dagli inquirenti sono fino ad ora 19 che sono state in qualche modo reclamate come assenti in seguito al disastro in Marmolade. Dunque salgono a 19 i dispersi. I morti potrebbero essere dunque più del doppio dei 6 accertati. Sono in corso accertamenti e verifiche sulle targhe di vetture italiane e straniere ancora nei parcheggi attorno a Passo Fedaia, il giallo delle macchine parcheggiate. Quindi il bilancio attuale in questo momento parla di 6 vittime accertate, con l'identificazione di 4, 8 feriti, di questi metà sono molto gravi, e 19 dispersi. Questo è il dato attuale in questo momento. Lo dicevano gli inquirenti proprio ieri, c'è difficoltà a dare un nome anche alle vittime, purtroppo per le condizioni dei corpi che sono stati trovati sotto quell'inferno di ghiaccio, quel muro, quella torre di ghiaccio che è scesa, lo ricordo, a 300 km all'ora. Allora facciamo così, in attesa, pronti a sganciarci, andare in diretta su Canazei per l'arrivo di Mario Draghi. Facciamo risentire allora completamente le parole del climatologo, o meglio del glaciologo, professor Mauro Verratti dell'Università di Padova, che la nostra Chiara Gaiani ha raggiunto per capire a monte, diciamo così, scusate il gioco di parole, la tragedia della Marmolada.
Siamo all'interno del Museo di Geografia dell'Università di Padova, Palazzo Wallenborg. Faccio un po' di pubblicità perché chi vuole venirlo a vedere è davvero un'opera molto bella e molto importante, con Mauro Varotto, geografo dell'Università di Padova ed esperto di marmolada. Lei è da 17 anni che continua a esaminare lo stato di salute pessimo di questo ghiacciaio, un ghiacciaio purtroppo destinato all'estinzione. Sì, purtroppo lo stiamo rincorrendo ogni anno perché sale sempre di più e quindi si sta riducendo progressivamente. Siamo ormai al 20-25% della superficie di un secolo fa e anche il 25% del volume totale originario. Quindi veramente ridotto ai minimi termini, e la previsione che noi abbiamo fatto appunto della totale fusione, diciamo, oppure veramente di gran parte della superficie del ghiacciaio è prevista dal 2035. Noi abbiamo delle foto degli anni 20 che grazie a Cristiano Caiende vi facciamo vedere, giusto professor Varotto? Sì, qui si può vedere una foto degli anni 20 con un arco di ghiaccio, come vedete, che è poco sopra Pian di Fiacconi. Queste sono le misure che venivano effettuate negli anni 20 da Bruno Castiglioni, quindi abbiamo anche una lunga serie di misurazioni di questo ghiacciaio, è uno dei ghiacciai più studiati in assoluto dell'arco alpino, e abbiamo anche delle foto confronto che ci fanno capire la potenza del ghiacciaio 100 anni fa circa e quella che è ormai la situazione di oggi, che è veramente molto più ridotta. Ecco, allora adesso io mi sposto perché il professor Varotto, sempre grazie al collega Cristiano Caiende, vi farà vedere esattamente dove si è verificato il distacco del seracco di ieri, perché questo che vedete inquadrato è un plastico della marmolada. Sì, questo è un plastico della marmolada che abbiamo messo appunto per far capire il veloce arretramento, diciamo, del ghiacciaio dal 1905 fino all'ultima linea che abbiamo messo appunto prima dell'inaugurazione del museo, era il 2018. Il distacco è avvenuto da questo punto qui, che come vedete è una parte, diciamo, una parte sommitale del ghiacciaio verso Punta Rocca, e dall'ombra che vedete anche dalla foto aerea capite la pendenza di quel punto. È un punto molto pendente e soprattutto è, diciamo così, diciamo, sopra la parte rocciosa verticale, diciamo, che delimita il vallone che poi è la via normale verso la vetta di Punta Penia. Quindi la valanga, diciamo così, il distacco è venuto da questo punto, che è un punto di ghiaccio appunto molto esposto, ed è sceso proprio da questa parete verticale, quindi prendendo velocità, e poi, se avete visto le immagini, ha proseguito la sua corsa praticamente seguendo quella che era la linea della lingua del ghiacciaio del 1900, quindi seguendo praticamente la linea di massima pendenza del ghiacciaio stesso. Ecco, esattamente dove sono stati colpiti gli escursionisti? Abbiamo visto insomma il bilancio, l'ultimo che ricordo io è di 8 morti, purtroppo sicuramente destinato a salire, anche perché è impensabile trovare qualcun altro vivo, penso là sotto. Cosa dice professore? Purtroppo la giornata è stata infausta, perché di domenica e poi nell'orario proprio, diciamo, meridiano è il momento in cui le cordate, diciamo, sono più numerose o nell'ascensione o addirittura nella discesa dalla vetta, quindi li hanno colpiti sicuramente in questo punto qui della via normale, ma potrebbero aver colpito anche persone, diciamo, ai piedi del ghiacciaio, quindi in questa zona magari semplicemente anche turisti, persone che non dovevano salire in vetta ma che erano proprio nei paraggi e sono stati travolti da questa valanga, che immaginiamoci appunto una sorta di più palazzi di ghiaccio che ti avvolgono, e evidentemente la possibilità di salvarsi è ridotta, perché forse chi può aver avuto la velocità di ripararsi sotto un masso prominente potrebbe essersi, come dire, ricavato un rifugio, diciamo, da questa ondata di ghiaccio e di roccia, che evidentemente era imponente. Ecco, lei prima insomma le ho fatto la domanda che un po' tutti hanno, penso, nella loro testa. Era un evento prevedibile questo, tra l'altro un evento che non si è mai verificato. Ma dal punto di vista della dinamica è plausibile, si spiega bene, insomma, il fatto che ci sia ormai tanta acqua che scorre sul letto del ghiacciaio e quindi distacchi il ghiacciaio stesso dalla roccia, dal substrato roccioso, e la seraccata, quindi queste crepacciature che evidentemente sono più intense dove c'è una maggiore pendenza, possono spiegare un distacco di questo tipo, però una massa così grande di ghiaccio che si stacca dal corpo, dalla massa complessiva del ghiacciaio, non era mai accaduta, quindi è un fenomeno sicuramente estremo a cui assistiamo per la prima volta.
Ecco, voi come Università di Padova salite a fine estate tutti gli anni, forse anche la vostra spedizione di questo 2022, lei pensa che i turisti potranno tornare in quella zona di Marmolada? Ma credo per il periodo adesso qui immediatamente successivo, soprattutto se l'estate continuerà ad essere così calda, sarà sicuramente interdetto l'accesso alla vetta, soprattutto alla via normale, che è quella più esposta a possibili ulteriori distacchi da una parete che adesso è effettivamente molto precaria. Per quanto riguarda le misure della campagna glaciologica, noi di solito la facciamo sempre a fine estate, quindi alla fine del periodo di ablazione. Abbiamo dei segnali di misura un po' lungo tutta la linea frontale, quindi dalla fronte di Serauta, che è questa più orientale, fino appunto immediatamente sotto, proprio in linea meridiana, al punto di distacco. Lì verificheremo effettivamente se a fine agosto ci saranno le condizioni di sicurezza per poter fare le misure. Ascolti, l'altra domanda che abbiamo sulla bocca di tutti, noi adesso concretamente che cosa possiamo fare? Ci sono fenomeni estremi, credo che abbiamo davvero passato una domenica di lutto un po' tutti ieri, perché ci siamo resi conto che forse davvero non c'è più tempo. Tutti noi possiamo fare qualcosa, non dobbiamo guardare alla Marmolada, ma dobbiamo guardare a noi e a cosa possiamo fare noi stessi nel nostro comportamento quotidiano per la Marmolada. La Marmolada è un termometro dei cambiamenti climatici planetari, non è che si mette in frigo il termometro per salvare o per curare una malattia, la malattia è globale e il ghiacciaio non fa altro che registrare la velocità con cui appunto il riscaldamento globale sta avvenendo. Ci sono soluzioni locali che però sono dei palliativi, cioè la protezione del ghiacciaio con dei teli è assolutamente inefficace da questo punto di vista, serve solo a ritardare o a conservare la neve per lo sci, ma non salverà mai il ghiacciaio, mentre invece la possibilità di intervenire sulla riduzione dei combustibili fossili è sicuramente la priorità, ma chiaramente anche facendolo ora dovremmo aspettare decenni prima che questo possa riverberarsi sulla salute del ghiacciaio. Queste allora le parole del professor Mauro Varotto, Università di Padova, glaciologo, intervistato dalla nostra Chiara Gaiani in queste ore, questa mattina proprio dopo la tragedia. Allora vi ricordo, per chi si fosse messo in contatto, in collegamento solo in questo momento, dopo aver raccontato già ieri durante la nostra edizione straordinaria la tragedia della Marmolada, vi stiamo raccontando ulteriori aggiornamenti in attesa che fra qualche minuto il Presidente del Consiglio Mario Draghi arrivi a Canazei, è addirittura d'arrivo, e insieme al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, al Capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e credo anche inevitabilmente dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, effettua un sopralluogo appunto nella zona. A Canazei c'è la centrale operativa dei soccorsi e purtroppo c'è anche al Palazzo del Ghiaccio la camera ardente con le prime salme che sono state recuperate da parte delle vittime. Ecco, in questa immagine vediamo proprio il punto in cui dovrebbe atterrare il Premier Draghi per la sua visita, e sentiremo poi anche dallo stesso Curcio, da Zaia, da Bottacin qual è l'ulteriore aggiornamento. L'aggiornamento che abbiamo dato in queste ore è che il bilancio provvisorio è di 6 vittime accertate, 8 persone ferite e 19 dispersi. Si è aumentato il numero di dispersi perché stanno aumentando le richieste da parte dei familiari a quel numero che adesso vi facciamo rivedere, di familiari che appunto si trovavano ieri nella zona del disastro e che non rispondono e non fanno sapere come stanno. 0461 495 272 il numero telefonico per segnalare il mancato rientro di amici e familiari dalla zona della Marmolada. Ebbene, parlavamo dei dispersi, parlavamo dei vicentini, tra questi anche appunto il giovane Filippo Bari, 27enne di Malo. C'è anche una testimonianza che vi leggo dall'agenzia ANSA di Alberto Cocco, 57enne vicentino, direttore di escursione del CAI di Malo. Più tardi, fra poco, la nostra Luisa Bertini si troverà proprio a Malo. Il signor Alberto Cocco, di 57 anni, si sente un miracolato della Marmolada. Io e altri 5 componenti del mio gruppo possiamo effettivamente definirci così, perché la zona in cui è avvenuto
avvenuto il distacco del Seracco l'abbiamo attraversata nella giornata di sabato appena 24 ore prima del disastro. È caduto per caso perché avevamo trovato un posto per dormire solamente per la notte tra venerdì e sabato, peraltro in un altro rifugio. Sulla Marmolada è già tutto prenotato da mesi, sino alla fine della stagione estiva. Cocco è della sezione CAI, di cui fanno parte altri 4 vicentini che risultano dispersi, tra i quali anche Filippo Bari, ragazzo di 27 anni. Abbiamo visto quel selfie che resterà una delle immagini purtroppo di questa tragedia poco prima del crollo, i cui social hanno mostrato appunto un selfie che il 27enne si era fatto ieri lungo la via per la vetta. Avevo sentito telefonicamente Filippo Bari nella giornata di venerdì, spiega l'uomo, solo un contatto veloce al cellulare. A lui avevo detto della nostra gita di sabato, lui mi aveva informato che sarebbero saliti domenica, ma senza precisare in quanto fossero. Frequento la Marmolada dagli anni 70, continua Cocco, e posso dire di non averla mai vista in condizioni così disastrose. Dovremmo vedere in diretta l'arrivo dell'elicottero con il Premier Mario Draghi. Eccolo. Allora dovrebbe essere questo. No, non è questo? Non è questo l'elicottero con il Premier Mario Draghi, ma perché vediamo un attimo di capire se è lui. Allora Tiziana, tu mi senti? No, non credo. Sì, io ti sento. Allora, lascio a te un attimo la cronaca di questi minuti in attesa di Mario Draghi. Ti devo dire che qui l'attesa è assieme ai colleghi giornalisti, la stampa nazionale e internazionale che è arrivata a Canazei per l'arrivo per l'appunto del Premier Mario Draghi, accompagnato da Luca Zaia, che avete sentito nelle parole, nelle primissime dichiarazioni che ha fatto quando è arrivato qui al centro di coordinamento dei soccorsi, che è la caserma dei Vigili del Fuoco di Canazei, che si trova proprio all'ingresso del paese, scendendo dal Passo Fedaia. Passo Fedaia che questa mattina era popolato di turisti, perché a noi è iniziato anche il turismo del terrore, tantissime persone ferme a bordo strada a scattare fotografie, a cercare immagini di questa tragedia inimmaginabile, tragedia epocale, un evento che nessuno poteva immaginarsi, perlomeno non di queste dimensioni, nonostante per l'appunto i tecnici lo avessero già preallertato sulle condizioni instabili del ghiacciaio della Marmolada. In questo momento c'è il presidente Zaia. Stefano, puoi girare la telecamera? In questo momento c'è il presidente della regione Zaia che si sta predisponendo, e quindi crediamo che sia imminente l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi, che sarà accompagnato dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Una visita che è stata annunciata questa mattina, sta arrivando dall'aeroporto di Verona, dove è atterrato poco dopo le 11 di questa mattina. Non sappiamo se durante il volo da Verona l'elicottero abbia già fatto un sopralluogo aereo sulla zona del disastro, che a occhio nudo è davvero impressionante. Si vede questo buco di un azzurro intenso rispetto al colore crema, che è il tipico colore del ghiacciaio della Marmolada. Il distacco che si è verificato a oltre 3.000 metri di quota e che ha travolto le cordate che in quel momento erano impegnate nella risalita alla vetta, il materiale di ghiaccio, sassi e crediamo acqua. Ha investito e travolto le persone che stavano percorrendo la via cosiddetta normale, e sono come dire, impressionanti i video che sono stati fatti
fatti ieri nell'immediatezza dell'evento sono davvero impressionanti, perché si vedono le immagini, ma chi era dall'altra parte, chi ha sentito o appena sotto, chi ha sentito il rumore, chi ha visto ha sentito un rumore, un boato tremendo che ha scosso l'intera zona, e poi questa massa enorme che ha trascinato, ha portato a valle evidentemente tutto quello che ha trovato lungo la sua strada. Il video più terribile. Riavvicino. Stiamo vedendo proprio il video più terribile, quello che il video più terribile che mostra proprio i due, diciamo, escursionisti che osservano a pochi metri il crollo della torre di ghiaccio. Davvero impressionante questo video. Non osiamo pensare cosa possono aver pensato in quel momento le due figure che vediamo proprio a poca distanza. Tiziana, ti chiedo questo, vedo ombrelli, sta piovendo dunque lì? Sì. Sta piovendo, sì, è iniziato a piovere da poco, da una ventina di minuti. Ci diceva ieri il sindaco De Bernardin che non è proprio un buon segnale che piova oggi, insomma potrebbe creare dei nuovi distacchi? No. Sì, perché chiaramente il materiale, come dire, lo strato superficiale del ghiacciaio, della neve si scioglie, anche perché, voglio dire, io ho soltanto una leggera giacca a vento, non c'è freddo. Normalmente di questi tempi qui in montagna la temperatura si può aggirare attorno ai 18 gradi, 20, ecco, a farla grande, però attorno ai 1400 metri e verso mezzogiorno. Insomma, oggi si sta diciamo decisamente bene, non è giornata da piumino, e quando siamo arrivati eravamo in maniche corte, ecco, questo. Intanto do un aggiornamento ai nostri telespettatori, resta collegata perché si era parlato, ti chiedo scusa, resta collegata, si era parlato, e questa è la migliore delle smentite che potevamo avere, si era parlato in queste ore anche di un bambino di 9 anni tra i dispersi. Ebbene, il bimbo di 9 anni che mancava l'appello è a casa salvo. Allora questo intanto è una notizia che ci rincuora davvero. Fortunatamente almeno una buona notizia in questo disastro c'è. Questo bambino di 9 anni dunque è salvo e non risulta più tra i dispersi. Tiziana. Tiriamo un sospiro di sollievo allora, perché davvero la preoccupazione più grande era la testimonianza di questa giovane che aveva visto salire una cordata, un gruppo di persone accompagnate da una guida alpina, e questa persona ha detto di avere visto con gli adulti anche un bambino di 9 anni. Se il bambino è a casa sano e salvo, allora siamo tutti felici, si tira un sospiro di sollievo. Nel frattempo qui cominciano a sentirsi i tuoni, il temporale. Peraltro era atteso perché proprio ieri ARPAV aveva lanciato un'allerta meteo a partire dalle 11 di questa mattina, con temporali anche estesi e in pianura rischio di grandinate, proprio con una, come dire, una piccola ondata di maltempo che avrebbe caratterizzato queste ore centrali della giornata fino a questa sera. Ecco, speriamo che le piogge non siano più intense del dovuto, perché anche questo evidentemente potrebbe rallentare le operazioni di soccorso. Abbiamo parlato con gli uomini del soccorso alpino, gli uomini del soccorso alpino che sono in zona, che hanno presidiato la zona, lavorato con i droni. Vi ho mandato un'immagine con le cellule fotoelettriche che questa notte hanno illuminato a giorno proprio la zona del distacco del Seracco sotto Punta Rocca. E lì si sta continuando a lavorare. È difficile chiaramente da terra, però ci sono chiaramente le unità cinofile, c'è uno spiegamento di forze davvero incredibile. Qui lo ha ricordato poco fa anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacine, che ha detto: abbiamo messo in campo tutti
tutti gli uomini e tutti i mezzi che potevamo e che avevamo a disposizione, e così è stato. Qui ci sono i soccorritori che si incontrano e che fanno come dire il punto della situazione. Sotto a Passo Fedaia invece c'è il centro di coordinamento di soccorsi con i mezzi del soccorso alpino, con i droni, con i cani e con gli elicotteri che continuano a sorvolare la zona per cercare di individuare nell'eventualità ancora superstiti, circostanza che da ieri sera è stata data per remota, ma insomma, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Speriamo davvero che i numeri possano ridimensionarsi, anche se per l'appunto di ora in ora, sin dalle prime ore dall'evento ieri, i numeri hanno iniziato a dare, come dire, il senso di questa che è una tragedia incredibile, inimmaginabile, dolorosissima, che è accaduta proprio sulla Marmolada, la regina delle Dolomiti, che non più tardi di un mese fa ha ospitato sportivi e amanti del ciclismo per accogliere proprio lì al passo, l'arrivo del tappone dolomitico del Giro d'Italia. Ecco, oggi chiaramente l'umore e lo stato d'animo è completamente diverso, mestizia e anche molta preoccupazione. L'avete detto, l'hai detto tu poco fa, ci sono due facce, due lati brutti di questa medaglia. L'arrivo dei familiari al Palaghiaccio, dove è stata creata una camera ardente, dove ci sono stati i primi riconoscimenti delle persone decedute, recuperate decedute. Sono 4, per altri 2 si sta cercando di capire chi possono essere. C'erano molti turisti stranieri ieri in zona, ma c'erano anche molti italiani. Qui siamo a Canazei, in provincia di Trento. I trentini dispersi di cui non si hanno notizie sono purtroppo 3. Sappiamo che ci sono le persone ricoverate in ospedale, che la persona che presenta le ferite più gravi è ricoverata all'ospedale di Treviso. Ieri c'è stato per l'appunto un via vai tra la zona del disastro e gli ospedali vicini per trasportare le primissime persone recuperate, ferite, alcune in modo davvero grave. Comincia a tuonare, però vediamo che ci si sta preparando all'arrivo dell'elicottero che porterà a Canazei il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che ieri aveva espresso nell'immediatezza dell'evento il cordoglio del governo per questa disgrazia, e messaggi di cordoglio sono arrivati ieri da tutto il mondo politico, una politica che ad un certo punto dovrà cominciare a fare i conti con il problema dell'emergenza climatica, e dovrà dire in che modo questo problema deve essere affrontato e possibilmente risolto, perché oggi come sempre il giorno dopo. Oggi si fanno le analisi, ma l'allerta degli studiosi, degli esperti sul ghiacciaio della Marmolada, che è un po' come dire il luogo, il centro, un centro di studio internazionale che dà il senso della misura su in che modo sta evolvendo il clima in tutto il mondo. Ebbene, l'allerta degli studiosi era stato dato oramai tanti anni fa, e quindi a questo punto è ora veramente di passare ai fatti, agli interventi che debbono dare risposte. Non parliamo sicuramente di montagna assassina,
non parliamo di imprudenza, non parliamo di come dire, superficialità di chi ieri in quel momento stava scalando la via normale per raggiungere la vetta della Marmolada. La montagna non è sicuramente assassina, gli eventi invece in montagna, esattamente come al mare capitano. Vedete come repentino anche il cambiamento del tempo, da una giornata assolata, calda e che agevola anche le uscite, le escursioni, le passeggiate, a un temporale tipicamente estivo. Se uno in questo momento, ci sono delle persone amanti della montagna che in questo momento si trovano impegnati a risalire una vetta, una via alpinistica, ecco, in questo momento potrebbero trovarsi in difficoltà, e sono un po', come dire, i messaggi che vengono inviati dagli uomini del soccorso alpino, sempre presenti in campo. Anche oggi sono sul posto. Poco fa abbiamo parlato con il capo della comunicazione regionale Patrizio Milan, che ci ha detto come si stanno svolgendo le operazioni di soccorso. C'è una cosa che vi devo dire, non siamo certi di una conferenza stampa, di un punto stampa che era stato annunciato al termine del briefing che si terrà qui tra pochi minuti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Canazei. Non sappiamo per l'appunto se questo punto stampa si terrà del presidente Curcio, del presidente del Consiglio, del presidente del Consiglio Draghi con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Siamo stati comunque preallertati ed è possibile che in una saletta che è stata ricavata all'interno della caserma possano essere comunicati dettagli, probabilmente forse anche numeri certi sulle operazioni di soccorso. Le vittime in questo momento accertate sono 6, 8 i feriti, 19 le persone disperse. Il numero dei dispersi è aumentato nel corso della notte, proprio in considerazione del fatto che al numero che è stato aperto, al numero d'emergenza che è stato attivato ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, sono iniziate ad arrivare le chiamate di persone che non hanno visto rientrare a casa i propri cari. Allora, Tiziana, ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo perché, allora, in attesa che arrivi Draghi, voi restate ovviamente collegati, mando un brevissimo break pubblicitario, poi torniamo subito da voi, ok? Allora, brevissimo break, teniamo ovviamente la linea da Canazei. Speriamo. Rieccoci in diretta alla nostra prima edizione, che è iniziata alle 11:15 per raccontarvi gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia della Marmolada. Sarà una prima edizione inevitabilmente dedicata completamente a questo. Vi do un aggiornamento in attesa che arrivi il Premier Draghi davvero a minuti a Canazei. Dei 19 dispersi, ricordiamo il bilancio, 6 vittime, 8 feriti, 19 dispersi. Dei 19 dispersi, 11 sarebbero italiani, mentre 8 sarebbero stranieri, 3 romeni, un francese, un austriaco e 4 della Repubblica Ceca. Quindi 19 dispersi, 11 di questi sono italiani. Ricordo invece che il bimbo che si credeva tra i dispersi, il bimbo di 9 anni, è invece sano e salvo a casa. Poi lo ricorderemo di nuovo. In attesa allora di Draghi, sentiamo le parole che ha raccolto, le abbiamo fatte sentire in diretta un'ora fa circa, le facciamo risentire per chi non le avesse sentite, le parole del presidente del Veneto Luca Zaia appena arrivato a Canazei. La situazione è drammatica, anche perché abbiamo già questi 6 primi decessi, dei quali 3 sono veneti, e poi l'inquietudine dei dispersi, perché siamo costretti alla conta delle auto nei parcheggi, e in particolar modo la cosa è tragica rispetto agli stranieri che magari non avvisano casa o sono abituati a farsi vivi a fine vacanza, e questo pesa ancora di più. Dall'altro la tragedia
del contesto nel quale è avvenuta la frana e quindi il distacco del Seracco, perché è un contesto nel quale i corpi sono dilaniati e c'è un problema anche di identificazione. Adesso cercheremo di capire cosa si potrà fare e ovviamente l'area va interclusa e un appello anche ai cittadini di evitare di intasare o di intralciare i lavori, e questo assolutamente. Ho sentito il Presidente Mattarella questa mattina che mi ha chiamato, mi ha pregato di portare anche, oltre che la sua vicinanza, anche un ringraziamento a tutti i volontari. Abbiamo delle squadre anche venete, noi abbiamo 35 unità venete, il nostro elicottero, però devo dire la verità, speravamo che si salvassero molte più persone. Quindi siamo veramente inquietati dalla conta, una conta che rischia di essere veramente tragica, lo è già adesso, lo sarà ancora di più. Quando ho avuto l'avviso ieri, dopo le 13:45 dei fatti, vi dico la verità, ho sperato fin da subito che fosse magari cosa da poco, perché le prime notizie erano frammentarie. Poi la verità è che oggi siamo a una conta dei morti che rischia veramente di diventare qualcosa che mai è accaduto in Veneto. Presidente, ma c'è stata un'imprudenza nel salire con quelle temperature? Ma guardi, io non sono in grado di dirlo. Ovvio che se oggi noi pensassimo di andare lì, visto quello che è accaduto e anche in futuro, probabilmente non lo si farà più. Ma quindi cambieranno le regole? Beh, sicuramente alcune regole vanno riviste. Per ora direi che è fondamentale che si chiuda e si intercluda il ghiacciaio per le escursioni, quantomeno dal punto di vista di precauzionale. So che i sindaci si sono mossi, li abbiamo sentiti. E sarà così tutta l'estate? Questo non glielo so dire. Io spero anche che le temperature tornino verso il basso, che si torni a una normalità, perché voglio ricordare che questo ghiacciaio oggi ha le dimensioni del ghiacciaio che dovrebbe avere, cioè sono le dimensioni che il ghiacciaio dovrebbe avere a fine estate, a settembre. Quindi vuol dire che noi già ci siamo mangiati 3 mesi di liquefazione anticipata. Ed è quello che dicevano anche gli esperti, insomma c'è un anticipo di 1-2 mesi di questa fusione del ghiaccio, davvero inaspettata. Dicevamo in attesa di Mario Draghi, sentiamo anche le parole raccolte sempre da Tiziana Bolognani a Canazei con l'assessore regionale Giampaolo Botaccini, assessore regionale alla protezione civile. Ci sono rischi di ulteriori distacchi, mandare i soccorritori sotto è molto rischioso, mentre il drone, se dovesse succedere perdiamo un drone, ma non è la fine del mondo. Quindi i soccorritori fisicamente vengono trasportati solo nel momento in cui si dovesse trovare qualcosa. Assessore, tecnicamente ci può ripetere quali sono i dati di questo evento? Quanto è ampio il fronte del Seracco che si è distaccato? Beh, insomma le immagini le avete viste, quindi adesso io non so stimare precisamente, avete visto le immagini, ARPA ha fatto anche una verifica ieri sera e il fronte ovviamente non è instabilissimo, però non è neanche sicuro e quindi ovviamente potrebbero esserci altri distacchi. La temperatura è alta, vengo dal Fedaia e c'erano 17-18 gradi, quindi la temperatura è molto alta. Quante persone sono in campo? Tutte quelle che era possibile mettere in campo, sia come personale sanitario, sia come soccorso alpino, vigili del fuoco, insomma tutti i soccorritori sono stati messi in campo e anche i mezzi aerei immediatamente. In questo momento, come dicevo prima, c'è una ricerca fatta con i droni e qualora venisse trovato qualcosa si elitrasportano i soccorritori, ma nel momento in cui si individua qualcosa, altrimenti non ha senso mettere a rischio la vita anche dei soccorritori, insomma. Così l'assessore Botaccini. Allora diamo un altro aggiornamento, insomma facciamo il punto della situazione prima di ricollegarci con Canazei. Draghi dovrebbe essere arrivato a Trento, vediamo Tiziana, non so se Tiziana ci può dire qualcosa oppure semplicemente stiamo andando verso, ecco no, vedo che stiamo andando verso quello che sarà il punto stampa, che a questo punto ci sarà. Tiziana, ci sarà il punto stampa allora? Sì, sembra di sì, e ce lo ha comunicato poco fa Patrizio Milan e quindi ci siamo spostati sotto la caserma dei Vigili del Fuoco. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi invece è stato dirottato a Trento e quindi sembra improbabile il suo arrivo qui a Canazei, anche perché le condizioni meteorologiche sono proibitive e quindi noi immaginiamo che ci siano dei problemi per il volo dell'elicottero, perché in questo momento il temporale
è importante, il temporale in atto è importante, sta piovendo con insistenza, ci sono e si vedono tuoni, lampi e fulmini. Guardate anche da quella parte, se Stefano fa vedere, ecco, lì il temporale è arrivato da quella zona, dalla zona sud di Canazei, si sta spostando, e quindi noi immaginiamo dall'altra parte la Marmolada, immaginiamo che per l'appunto sia assai complicato il volo in elicottero, l'arrivo in elicottero del Presidente del Consiglio, ma sentiamo che cosa ci diranno, credo a momenti a breve, durante la conferenza stampa, il punto stampa che è stato annunciato per dirci, raccontarci, darci dei numeri, e in questo momento però sto vedendo che ci sono dei movimenti, no, i colleghi si stanno riparando sotto l'ingresso della caserma dei Vigili del Fuoco, perché piove insistentemente, piove in maniera abbondante. Allora facciamo I così, dati ti lascio... che tu hai comunicato sono quelli che... Se vuoi ti lascio prepararti, non so se... Sì, Nicola. Ecco, magari così, io non so se... io non so, non ho capito in che modo si stanno organizzando. Allora, hanno fatto spostare dalla zona dell'atterraggio dell'elicottero all'ingresso della caserma dei Vigili del Fuoco, il centro operativo, e non abbiamo ancora capito se è qui che ci daranno dei dati, così perlomeno dovrebbe. Allora facciamo così, essere. intanto ti poi così riesci a informarti, a capire, poi ci fai sapere, ci ricolleghiamo più tardi, ok? Grazie, certo. Grazie a Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Allora, vi stavo dicendo, chiedo intanto alla regia se fra poco riusciamo a collegarci invece con Vanessa Banzato, che si è recata dopo aver fatto il suo primo collegamento, l'avete visto prima, da Cittadella, il paese di Davide Miotti, una delle persone, uno dei veneti dispersi e purtroppo sembrerebbe tra le vittime accertate. Quindi ci collegheremo poi a Tezze sul Brenta, dove Miotti e la compagna Erika avevano questo negozio di articoli proprio della montagna, lui guida alpina, insomma esperti. Facciamo un punto fermo su per quanto riguarda le cifre, in attesa poi di capire cosa ci dirà, chi ci diranno sia Draghi che Curcio che Zaia gli ultimi aggiornamenti. Dunque, sappiamo che ci sono 6 vittime accertate, che ci sono 8 feriti e sono 19 i dispersi. Tra i 6 morti per ora accertati sono 3 italiani, tra cui le 2 guide alpine della provincia di Vicenza, e quindi molto probabilmente non solo Miotti ma anche il vicentino che vedete nelle immagini ha postato quel selfie terribile, Filippo Bari, ma appunto dovevamo avere la certezza per dire questo. Poi c'è anche una guida alpina di Treviso tra le vittime. Dei 19 dispersi che risultano al momento si apprende che 11 sono italiani, di cui 3 trentini e 8 veneti. 3 trentini e 8 veneti, 8 invece sono stranieri, 3 romeni, un francese, un austriaco e 4 della protezione civile. Il lavoro dei soccorritori è proseguito con l'uso di droni dotati di termocamere, lo diceva prima l'assessore Bottacin, droni che hanno sorvolato nella notte la Marmolada, dove sta arrivando, se non è già arrivato, in direzione Trento, Mario Draghi. Le tragedie che stiamo vivendo con il cambiamento climatico ci devono spingere a cercare urgentemente nuove vie rispettose delle persone e della natura. Il monito di queste ore di Papa Francesco, che in un tweet assicura la preghiera per le vittime del crollo sul ghiacciaio della Marmolada e per le loro famiglie. Il conteggio delle vittime sembra destinato a salire considerando il numero dei dispersi, tra cui ci sarebbe anche un 50enne di Alba di Canazei. Tra i feriti invece ci sono anche 2 cittadini tedeschi, come ha confermato all'ANSA il ministro degli esteri a Berlino, ricoverato in terapia intensiva a Belluno. Si tratta di un uomo di 67 anni e di una donna di 58 anni, entrambi in prognosi riservata. 4 i feriti ricoverati a Trento. 2 di questi si trovano in rianimazione, altri 2 meno gravi sono invece in
reparto. C'è poi anche il ferito grave in ospedale a Treviso. Questo è quello che sappiamo per ora come cifre per quanto riguarda la tragedia della Marmolada. Sappiamo, e lo ha detto bene Tiziana prima, che l'arrivo di Draghi a Canazei è slittato direzione Trento, perché in quella zona, l'avete visto, c'è maltempo. Le condizioni del tempo in questo momento non consentono l'arrivo in sicurezza dell'elicottero come era previsto, ed è quello del maltempo previsto oggi, la pioggia, un elemento certamente inquietante, un elemento che non ci voleva, anche se era annunciato, perché potrebbe provocare ulteriori distacchi. Peraltro ciò che è accaduto ieri, lo dicono gli esperti, potrebbe accadere di nuovo, ecco perché l'area è stata totalmente interdetta, anche se purtroppo, come ha detto anche il presidente della provincia Fugatti e non solo, ci sono quei curiosi, potrei avere dei termini per definire queste persone, ma non voglio essere volgare, ma ci sono questi curiosi che vogliono vedere la zona e stanno rischiando di portare sul posto dei soccorritori, rischiando loro stessi la vita, e quindi l'appello è di non andare in quelle zone, perché è molto pericoloso, peraltro sono interdette. Vedo che si stanno posizionando i nostri inviati a Canazei per il punto stampa. Nell'attesa vorrei capire dalla regia, Francesco Ceron e Mattia Pizzaia, che ringrazio, se riusciamo a sentire Vanessa Banzato a Tezze sul Brenta, per capire ovviamente qual è la sensazione in questa zona. A Tezze sul Brenta c'è il negozio gestito da Davide Miotti insieme alla compagna Erika, entrambi dispersi e a quanto pare però non c'è una ufficialità definitiva. Miotti sarebbe una delle 6 vittime che si trovano, le cui salme si trovano all'interno del Palazzo del Ghiaccio a Canazei, questa sorta di camera ardente dove stanno arrivando anche i parenti. Già da ieri è stato allestito anche un servizio di consulenza psicologica, evidentemente per queste persone, per i familiari che devono far fronte a questo lutto terribile per la scomparsa dei propri cari. E nel frattempo, come si è detto in questa prima edizione, si stanno cercando le persone disperse e ci sono tracce di corpi che sono stati avvistati nell'area dove è accaduto il disastro, e quindi con i droni si sta cercando di capire come eventualmente recuperare questi corpi. Squadre di soccorritori inviate in mattinata nella zona del disastro per l'avvistamento di alcuni resti sulla colata di ghiaccio e neve. Le ricerche riavviate dopo che l'ispezione con i droni sulla zona ha portato a individuare alcuni elementi, si chiamano così per adesso alcuni elementi, tracce, resti che potrebbero essere appunto resti dei dispersi. Di fatto, lo dicevano ieri gli inquirenti, la difficoltà nell'individuare, nell'identificare i corpi e i dispersi sta proprio nelle condizioni in cui si trovano questi corpi, che ricordo sono stati investiti da un blocco enorme, un muro che per 500 metri è sceso alla velocità di 300 km all'ora, e quindi potete ben capire che effetto questo può avere per dei corpi che vengono travolti dalla massa di ghiaccio, sassi, acqua che è crollata giù ieri poco dopo le 13:15. Vedo Vanessa Banzato davanti al negozio di Davide Miotti a Tezze sul Brenta. Vanessa. Sì, eccoci qua, siamo a Belvedere di Tezze, davanti proprio al negozio Su e Giù Sport, il negozio che gestivano Davide Miotti e la compagna, la moglie Erika Campagnaro.
negozio di sport per la maggiore di negozio di montagna, era frequentatissimo, come abbiamo sentito proprio sia dal Bassanese che anche dall'Alta Padovana. C'erano tantissime persone che si rivolgevano proprio a questo punto vendita perché sapevano di trovare prodotti proprio per gli amanti della montagna. Davide Miotti era un'esperta guida alpina. Oggi il negozio è chiuso per chiusura settimanale dell'attività. Tutti i lunedì il negozio restava chiuso tutti i lunedì, e tutti i lunedì, vediamo se Federico Cibotto riesce a inquadrare questo cartello. Il lunedì con la guida, sì, perché Davide Miotti tutti i lunedì, approfittando della chiusura del negozio, organizzava delle uscite con gli amanti delle montagne, delle escursioni, e andava proprio a istruire le persone sul corretto comportamento da tenere quando si affronta la montagna, conoscendo tutte le insidie di questa. Ieri, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo anche oggi, lo ribadiamo anche oggi, lui era appunto in montagna assieme alla compagna, assieme a alcuni amici, tutti espertissimi di montagna, perché questo era un po' il suo imperativo categorico: bisogna andare in montagna affrontandola con rispetto, soprattutto affrontandola con la dovuta attrezzatura anche mentale, per appunto evitare qualsiasi incidente. Purtroppo però si è andati oltre, ecco, la professionalità delle persone che sono state travolte da questa tremenda valanga. Abbiamo ascoltato anche alcune persone che si trovano, che gestiscono delle attività in zona, e tutti ricordano Davide Miotti come una persona solare, una persona pronta ad aiutare il prossimo, sempre col sorriso, una persona molto semplice, e tutti quanti dicevano adorava la montagna. Si diceva i familiari non hanno ancora ricevuto la notizia ufficiale del decesso di Davide Miotti. La moglie Erika Campagnaro, 45 anni, risulta tuttora dispersa, quindi adesso insomma staremo a vedere un po' gli sviluppi in questi minuti, perché stiamo parlando davvero di minuti di tensione, minuti terribili che stanno vivendo i familiari di queste persone che sono state coinvolte in questa tremenda tragedia. Nicola. Grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento. Ovviamente poi questa sera vi racconteremo le varie facce di questo dramma, il dato operativo, le storie di queste vittime. Nel frattempo, giusto per inquadrare scientificamente, con dei dati, per rendere l'idea di quanto accaduto ieri, quindi prego la regia anche di farvi vedere quelle immagini terribili che, lo dicevamo, l'abbiamo messo proprio all'inizio, quel video terribile, perché sarà quello purtroppo il video, l'immagine simbolo di quanto accaduto, sempre stando in allerta per Canazei, perché credo che stia per iniziare un'attesa, il punto stampa del Premier Draghi, del capo della Protezione Civile Curcio e del Presidente del Ragionamento Luca Zaia. Per darvi un'idea di quanto accaduto, la massa del materiale staccatosi dal ghiacciaio, dalla Marmolada, è sceso, lo dicevamo, a una velocità di 300 km all'ora. Una parte consistente del ghiacciaio è ancora attaccata alla montagna. Si tratta di un fronte di ghiaccio di 200 metri con un'altezza di 60 metri e una profondità di 80 metri. Se si volesse fare un termine di paragone, dicono gli esperti, si tratta dell'equivalente di 2 campi di calcio colmi di ghiaccio. Il tutto esposto a 45 gradi di pendenza, quindi in grande pendenza. Il materiale che si è staccato è invece esteso su un fronte di 2 km sulla via normale a un'altezza di circa 2800 metri. Questo significa appunto che la massa di materiale staccatosi ha percorso almeno 500 metri con una velocità stimata pari a 300 km all'ora. Questo è quello che si è staccato, questo è quello che ha travolto gli alpinisti, gli escursionisti, gli alpinisti che si trovavano in quella zona per la cosiddetta via normale di risalita alla vetta. Una vetta che è stata attraversata, raggiunta da tante persone, tantissimi esperti in queste ore sui social, persone note o non note. Poi sentiremo anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che era stato in quelle zone un paio di anni fa. Molti appassionati di montagna quelle zone le conoscono benissimo e
in queste ore si stanno chiedendo, potevo esserci io in quella zona, in quel momento drammatico. Un disastro inimmaginabile, sono le parole di ieri degli inquirenti. Una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l'entità delle vittime. Secondo è stato quanto ricostruito, la valanga ha travolto le cordate degli alpinisti, questo lo sapevamo già, queste sono alcune informazioni che già sappiamo. Tra le vittime appunto anche le guide l'unica speranza in questo momento è di un abbassamento delle temperature, che in questo momento non c'è, perché lo raccontava bene Tiziana Bolognani, nonostante la pioggia la temperatura resta alta e resta alta in modo anomalo, come era anomalo già ieri, perché poco più di 10 gradi a quelle quote è davvero una temperatura anomala, ed è inevitabile che poi accada quello che è accaduto. Lo dicevamo, ricordo, la Procura di Trento ha aperto una fascicolo di inchiesta per disastro colposo senza indagati per il momento. Questo consentirà di effettuare ulteriori accertamenti, ulteriori verifiche che non sarebbero possibili senza l'apertura di un fascicolo di inchiesta. Fra poco ci ricollegheremo anche con il sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin, che ieri ci ha proprio raccontato le prime informazioni subito dopo il disastro, e che questa mattina, o almeno a quanto diceva ieri, ha firmato quell'ordinanza di divieto, insomma, di transito in quella zona, e quindi sentiremo anche lui oggi, insomma, il giorno dopo. Abbiamo già sentito le sue parole ieri, ma le risentiremo, sentiremo oggi cosa ha da dirci, mentre vedo che c'è quasi tutto pronto nella sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Canazei per il punto stampa del Premier Draghi, che è davvero in arrivo dopo essere arrivato a Trento in queste ore, per portare la vicinanza del governo, ovviamente, ma anche per fare il punto della situazione. Proprio il governo è chiamato, insomma, lo abbiamo sentito anche dallo stesso senatore Ferrazzi del Partito Democratico, a una svolta anche da questo punto di vista. Purtroppo è una tragedia come quella della Marmolada che deve portare a questa svolta, ma qualcosa deve essere fatto. Allora, vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti, in attesa di collegarci con il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin. Mancano all'appello, lo ricordo, 30 persone che si trovavano ieri sul ghiaccio della Marmolada, e quindi c'è il rischio molto concreto che il bilancio già gravissimo si possa ulteriormente aggravare. Sappiamo che il numero delle 6 vittime è rimasto invariato, perché sono le 6 vittime accertate. Resta quel numero di 19 dispersi, chiaramente ci sono anche 8 feriti, molti di questi gravi. 19 dispersi, 11 italiani e 8 stranieri. Tra gli 11 italiani 3 sono trentini e 8 sono veneti. Vediamo se riesco a recuperare un altro aggiornamento della tragedia della Marmolada. Ecco, questo è interessante. La stazione meteorologica di Dose del Mul sulla Marmolada ha registrato ieri, 3 luglio, la terza temperatura più alta da gennaio 2022. L'ha detto all'ANSA Elvio Panettieri di Meteo Trentino. La stazione, posta a 2606 metri sul livello del mare, ha registrato una massima di 16,8 gradi centigradi e una minima di 8,1 gradi. Lo scorso 20 giugno la temperatura sulla Marmolada aveva raggiunto i 17,7 gradi, mentre il 27 giugno la temperatura massima era di 17,1 gradi, a fronte di una minima che in entrambe le giornate avevano superato i 9 gradi. Capite bene che con questo tipo di temperature, 17 gradi, quindi c'era stato un giorno addirittura più caldo di quello di ieri sulla Marmolada. Con queste temperature è inevitabile quello che purtroppo è poi accaduto. Poteva accadere di notte, poteva accadere oggi, sarebbe stato decisamente diverso il bilancio delle vittime, purtroppo è accaduto. Allora, non so se abbiamo il collegamento, il sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin. No, allora farei così, in attesa di De Bernardin e in attesa della conferenza stampa a Canazei, dico già
alla regia. Anticipiamo il blocco pubblicitario delle 13:30, lo facciamo subito, così poi non verremo interrotti quando ci sarà la conferenza stampa. Mandiamo la pubblicità adesso e poi andiamo in diretta. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sempre più potente, caldo e afa in intensificazione, ma quando finirà? Beh, in base alle ultime proiezioni è possibile che termini progressivamente nella parte centrale della settimana e vedremo se sarà confermato. Intanto il dettaglio. Sul Veneto lunedì 4 luglio permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, nel corso della giornata sarà possibile lo sviluppo di nubi che potranno poi associarsi a locali rovesci e temporali. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 15 e 24 gradi, massime con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno o al massimo poco nuvoloso per qualche velatura. Sui rilievi occasionali acquazzoni pomeridiani. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime intorno ai 33-36 gradi. Infine diamo uno sguardo, come di consueto, al Trentino Alto Adige, dove avremo sole pieno e qualche rovescio nel pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 35-36 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione e con l'attesa per l'arrivo di Mario Draghi. Ci ricolleghiamo subito con Canazei, la nostra Tiziana Bolognani. Quali sono le ultime novità sull'arrivo del Premier? Allora Nicola, le novità sono queste. L'elicottero non può volare causa maltempo, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato riportato un'altra volta a Verona e in questo momento si sta valutando l'evoluzione chiaramente del tempo per capire se riprendere il volo in elicottero per raggiungere Canazei oppure se salire in montagna in auto. In questa ipotesi, dovesse verificarsi questa ipotesi, che per noi è la più percorribile dato il cielo e date le condizioni meteorologiche, in questo momento potrebbero volerci almeno 2 ore di strada, tanto la distanza da Verona a Canazei, nonostante ci sia l'autostrada che porta fino a Trento, ma poi da Trento bisogna risalire. Quindi la sala stampa, Stefano Bozzi ve la può far vedere, la sala stampa è stata attrezzata, ci sono i colleghi con le telecamere schierate, lo era fino a poco fa anche la nostra, poi ci siamo alzati e ci siamo spostati per parlare con voi e stiamo cercando di capire se perlomeno in questi minuti o ore di attesa sarà comunque fatto un punto della situazione. Poco fa l'assessore regionale Bottacin ipotizzava anche la presenza del presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti, che assieme al presidente della regione del Veneto Luca Zaia potrebbero dire ai giornalisti, presentarsi ai giornalisti per fare un po' il punto della situazione in questo momento sui soccorsi, che sono chiaramente con il tempo inclemente sono stati interrotti ed è una condizione meteorologica
che era evidentemente stata annunciata. Ieri erano stati emessi dal centro funzionale del Dipartimento della Protezione Civile regionale, erano stati emessi gli avvisi di maltempo, di forte maltempo a partire già dalle primissime ore di questa giornata. Così è stato questa mattina, ve lo dico perché siamo saliti da Belluno, poi là il cielo si è aperto, ma come vedete e come vi dicevo poc'anzi, in montagna le condizioni meteorologiche cambiano in maniera repentina. I soccorsi riprenderanno chiaramente non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Stanno rientrando però la spicciolata, abbiamo visto poco fa anche diversi mezzi dei vigili del fuoco che si stanno spostando dal passo Fedaia, dove è in questo momento è presente il centro di coordinamento dei soccorsi, il centro mobile di coordinamento dei soccorsi con il soccorso alpino del Corpo Nazionale, poi della Guardia di Finanza, Carabinieri, insomma tutte le forze in campo sono schierate, compresa la Protezione Civile con gli elicotteri. Lo ricordiamo che ieri c'erano 5 elicotteri in volo che hanno sorvolato la zona per cercare di individuare non solo i superstiti ma anche le vittime di questa tragedia che abbiamo detto, una tragedia che ci fa scoppiare il cuore di dolore e non ci sono altre parole per descrivere questi momenti. Vedete i cani le unità cinofile della polizia, possiamo immaginare che siano dell'unità cinofila di Moena, del centro di addestramento di Moena, perché fra Moena e Predazzo, a Predazzo c'è la scuola alpina della Guardia di Finanza e a Moena c'è invece il centro di addestramento della Polizia di Stato invernale. Sono due centri molto importanti, molto conosciuti in Trentino Alto Adige e in Veneto. Vi dicevo lo strazio in questo momento dei familiari delle vittime e di chi è parente di persone delle quali non si hanno notizie sin da ieri, sin da quando è stato messo a disposizione quel numero al quale si sono rivolte le famiglie che a casa aspettavano i loro cari, i loro congiunti, ed è davvero uno strazio il momento del riconoscimento delle salme. Per due di queste ancora non si conosce l'identità. È un momento, come dire, drammatico, al punto che proprio al Palaghiaccio di Canazei è stato anche come dire, predisposto un nucleo di supporto psicologico per le persone che si stanno avvicinando e che stanno arrivando, turisti ieri in una giornata di festa, turisti che arrampicavano per raggiungere la vetta della Marmolada, la regina delle Dolomiti che domina la provincia di Belluno e che è come dire, condivisa con la provincia di Trento, il ghiacciaio che storicamente è stato anche al centro, questa disgrazia è caduta su quel ghiacciaio che storicamente è stato al centro di una grande disputa tra i comuni di Roccapietore e di Canazei proprio per stabilirne i confini. Ebbene, dove si è verificata la tragedia, la competenza ricade sotto il comune di Canazei, la procura di Trento. Lo ricordavi bene tu, Nicola, ha aperto un fascicolo e l'ipotesi di reato in questo momento è quello di disastro colposo, ma è del tutto evidente che non ci sono iscritti chiaramente nel registro degli indagati, e quindi questo atto è un atto della magistratura, è un atto dovuto che consentirà di fare tutti gli accertamenti del caso. Questo è quanto vi posso raccontare in questo momento. Tiziana, in attesa di capire poi cosa accadrà con Draghi, perché appunto insomma sappiamo se l'elicottero è dovuto rientrare a Verona, poi da Verona a Trento la strada è lunga. In attesa,
giusto per capire, adesso magari ti teniamo in linea, ma provo a sentire anche adesso il sindaco di Roccapietro che abbiamo in collegamento telefonico. Se c'è qualcuno che può, come dicevi tu, può dirci qualcosa intanto, ci può raccontare qualcosa? Non so, aspetta un attimo, guarda, facciamo una cosa. Aspetta un attimo, perché qui non c'è nessuno, perlomeno chi c'è è sicuramente, adesso andiamo a vedere, è sicuramente al piano di sopra per fare briefing. Vediamo se trovo Milan del soccorso alpino. Milan, siamo in diretta, ci può dire per cortesia come si sta evolvendo in questo momento la situazione, che cosa stiamo aspettando? Ma c'è una pausa dovuta al maltempo e poi le operazioni continueranno. Hanno lavorato i droni questa mattina e si è lavorato in maniera abbastanza proficua, e per cui il tempo però adesso è quello che è. E quindi ha interrotto, come dire, le operazioni di soccorso? Sì, in questo momento sì, una breve interruzione. Grazie. Il Presidente Draghi invece sappiamo che è rientrato a Verona e che si stanno valutando le condizioni meteorologiche per sapere se potrà raggiungere Canazei o se semplicemente si fermerà a Trento per parlare con il Presidente della provincia Fugate. Certo, è così. Grazie Milan. Allora, ecco, queste in diretta le informazioni che abbiamo raccolto dal responsabile della comunicazione del soccorso alpino del regionale, e è questo quello che conferma quanto vi ho riferito fino a poco fa. Quindi restiamo qui tutti in attesa. Se voi, io non mi sposterei in questo momento da qui, nel senso che certamente, sperando che le condizioni meteorologiche migliorino, sicuramente risaliremo verso Passo Fedaia. Ci sono dei luoghi in cui quel buco di un azzurro Tiffany, se così lo possiamo definire, di un azzurro Tiffany nel ghiacciaio dà il senso, rende il senso della catastrofe che è accaduta ieri poco dopo mezzogiorno, quando per l'appunto questo seracco del ghiacciaio, probabilmente sospinto dall'acqua che si scioglie sotto il manto, sotto questo spessore, si è staccato di botto e ha preso corsa, una corsa che lo ha disintegrato, e questo insieme di materiale ha travolto le cordate che in quel momento stavano risalendo la via normale da Pian dei Fiacconi fino a Punta Penia. Allora, questo è quello che è accaduto. Facciamo così, Tiziana, ci riaggiorniamo, adesso vediamo, perché a questo punto poi bisognerà capire la tempistica, ci riaggiorniamo fra poco per capire cosa possiamo dire, magari se c'è qualcun altro lì in zona che ci può dire qualcosa, ci può dare qualche altro aggiornamento, perché abbiamo, oltre che, lo ringrazio, gli chiedo di restare un attimo in linea, il sindaco di Roccapietore al telefono, Andrea De Bernardin. Siamo in collegamento anche Skype con la nostra Luisa Bertini, che si trova a Malo, perché a Malo c'è il cordoglio per la morte di Filippo Bari, il 27enne di quel selfie simbolo. Ci dice la nostra Luisa Bertini che è ufficiale il suo decesso, e allora chiediamo proprio a Luisa Bertini, tra le 6 vittime c'è anche dunque Filippo Bari, che pochi minuti prima della tragedia aveva scattato quel selfie. Io l'ho vista fino a 2 secondi fa, adesso non la vedo più, però dovremmo avere la nostra Luisa Bertini in diretta da Malo. Mi date conferma? Va bene, allora nel frattempo facciamo così, restiamo in contemporanea anche col sindaco De Bernardino. Appena vediamo Luisa Bertini ci colleghiamo. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ci scusi se la disturbiamo, ovviamente immagino che non siano ore facili. Già ieri insomma si era collegato con noi via Skype nella nostra edizione straordinaria. Allora, lei diceva ieri, domani mattina preparo l'ordinanza, insomma ha preparato questa ordinanza che diceva di interdizione. L'ordinanza è stata emessa, è una contingibile urgente, molto simile a quella di Canazei, perché ieri col vice sindaco di Canazei ci siamo sentiti. Io sono sceso a Canazei ieri assieme
al mio vice sindaco e ad Alex Baracchin, che è il capo del soccorso alpino bellunese. Sono stato un'oretta, ho salutato anche il presidente Fugatti. Indubbiamente c'è una grande tristezza anche fra la mia gente, perché Roccapietore ha già dei luoghi turistici bloccati dopo Vaia. Questa è una ennesima tragedia che colpisce anche noi in maniera forte, perché anche se territorialmente in questo caso è comune di Canazei, ma diciamo che la Marmolada è montagna di tutte e due, quindi la sentiamo proprio forte, ed è una cosa inimmaginabile che è successa, insomma. Purtroppo il bilancio, ma già lo si intuiva ieri, si sta aggravando sempre di più rispetto alle cifre, insomma, che già ieri si dicevano. Sta aumentando sempre di più, 19 dispersi. Lei è un uomo di montagna, anche gli stessi inquirenti dicono c'è ben poca speranza di trovarli in vita. Ma guardi, già se fosse stata una valanga di neve grande così sarebbe già un grosso problema. Ma operare con le sonde su un terreno durissimo com'è roccia e ghiaccio è praticamente impossibile, quindi io la vedo veramente un'operazione, credo quasi impossibile riuscire a scavare in una situazione del genere. Tra l'altro il tempo è molto peggiorato, adesso io sono qua al Passo Fedaia, come al solito d'estate io sono qua su e sta piovendo molto, quindi credo che le problematiche dei soccorritori siano ancora maggiori, ma è stata una cosa davvero, io lo vedo da casa mia, la placca di ghiaccio che si è staccata ed è davvero grande, fa davvero impressione. Senta, a chi dice in queste ore insomma la Marmolada andava chiusa prima che accadesse questo, perché le temperature erano drammatiche, bisognava fare qualcosa prima, insomma, a chi dice che forse, è vero, un evento straordinario, ma forse si doveva fare qualcosa prima, lei cosa dice? Dico semplicemente che quelle stesse persone che stanno dicendo questa cosa pochi giorni prima invitavano via Facebook ad andare in cima alla Marmolada a guardare l'alba, quindi se ci riferiamo al gestore della capanna Punta Penia trovo sgradevole proprio le sue dichiarazioni, sgradevoli e inopportune. C'è un'inchiesta della Procura per disastro colposo, ovviamente non ci sono indagati, ma servirà per accertare un po' quello che è successo. Secondo lei da questa inchiesta cosa potrebbe emergere? Ma l'importante è che non si cerchi il capro espiatorio sempre nella persona del sindaco, perché poi alla fine spesso abbiamo visto questa cosa succedere, perché se decidiamo che le Dolomiti vanno chiuse e non ci si può più andare nessuno ed evacuiamo anche gli abitanti che ci abitano dentro, allora è un'operazione che va fatta a livelli superiori. Se decidiamo che le Dolomiti sono ancora fruibili e i villaggi ancora abitati, io credo che tutto possa succedere, perché le montagne si sa che vengono giù, purtroppo le montagne vengono giù. Gli Appennini sono più bassi delle Alpi semplicemente perché sono già venuti giù, le Alpi sono più recenti e quindi devono ancora venire giù. Allora non vorrei che in tutto questo in tutti questi eventi naturali che succedono, perché ieri era, ripeto, imprevedibile, non si dia la colpa al solito capro espiatorio, perché allora davvero mi alzo le mani e mi trovo davvero sconcertato, insomma. Certo. Peraltro abbiamo in collegamento via Skype, lo ringrazio per essere con noi, anche il sindaco di Treviso Mario Conte, nonché presidente di ANCI Veneto, lo ringrazio, diciamo a casa, lo abbiamo raccontato nei nostri servizi perché ha il Covid in questi giorni. Non so se voleva dire qualcosa il presidente Conte in quanto presidente di ANCI Veneto proprio a De Bernardini. Insomma, De Bernardini dice adesso non andiamo a caccia del capo espiatorio, perché il capo espiatorio poi è sempre il sindaco, no? Il sindaco che sono in prima linea e poi vengono magari travolti anche da queste cose. Cosa vuole dire Mario Conte al sindaco De Bernardini?
Ma penso, intanto può confermare che la prima telefonata che ho fatto ieri è stata proprio a lui, nel senso che questa è la fase dove bisogna ricercare le persone disperse, stringersi attorno al dolore delle persone che non ci sono più e non lasciarsi andare nel giudicare, nel condannare o puntare il dito contro qualcuno. Questa è una tragedia naturale. Pensate che riguardavo le foto 3 anni fa, al 7 luglio, io mi trovavo esattamente in quel ghiacciaio, sono partito bevendo un caffè proprio da Bernardine e sono andato su fino a Punta Penia, quindi esattamente 3 anni fa, lo stesso periodo, e quindi voglio dire, io in questo momento sono d'accordo con quanto dice il sindaco, cioè non cerchiamo il capro espiatorio e soprattutto non cerchiamolo nei poveri sindaci che si sentono responsabili ormai davvero di tutto, dalla valanga in cima alla Marmolada al dito di un bambino schiacciato in una porta antipanico. Adesso cerchiamo di mantenere un attimo la calma, ovviamente la tragedia è ancora fresca, il dolore è ancora grande, oggi dobbiamo stringerci tutti attorno al dolore delle famiglie e stringerci a tutti attorno a quegli operatori e al soccorso alpino che sta facendo un lavoro straordinario di ricerca delle persone disperse. Per quanto riguarda quelle che sono le responsabilità, poi un domani andrà fatta chiarezza, però condivido che non dobbiamo continuare a puntare il dito sempre contro i sindaci. Certo. Io credo che la montagna vada rispettata in tutte le sue caratteristiche e purtroppo questa è una delle sue caratteristiche, che può succedere di tutto in montagna senza che sia sempre il sindaco responsabile degli episodi che avvengono in alta quota. Stavo facendo proprio vedere la foto in cui si trovava proprio nelle vicinanze, proprio davanti a quella zona lì. Quella foto esattamente è esattamente dove è passata la valanga l'altro ieri. E queste sono foto di 2 anni fa? 3 anni fa, 7 luglio del 2019. Ecco, resti con noi Conte. Sindaco, cosa dice allora delle parole di Mario Conte? L'amico Mario mi ha ricordato una visita gradita, lui è passato a salutarmi quel giorno e lo ricordo benissimo. La Marmolada da anni, io ci vivo tutto il periodo estivo da quando sono bambino e la conosco mio malgrado. Ho visto scene in passato molto gravi di leggerezza, di inesperienza, di carenza di attrezzatura, di gente che arriva da tutte le parti del mondo e si arrampica ovunque e comunque, soprattutto non guardando le previsioni del tempo. Spesso si trovano su con un grosso temporale ampiamente previsto. Questo non deve succedere, queste sono le cose che non vanno fatte in montagna. La montagna va rispettata perché la montagna è bella ma altrettanto pericolosa e noi montanari lo sappiamo bene. Quello che è successo ieri però va al di fuori di queste cose qua, va al di fuori dell'inesperienza, della mancanza di attrezzatura, della spregiudicatezza anche di certi alpinisti. Ieri era una bellissima giornata di luglio e nessuno poteva prevedere, anche se poi a posteri tutti sanno adesso perché tutti parlano e tutti sono capaci di giudicare, ma nessuno ha previsto, nessuno poteva prevedere una cosa del genere. Nemmeno a temperature così elevate, così anomale? Ma allora, ci sono state anche l'anno scorso, ci sono state 2 anni fa, ci sono state anche nell'estate del 2003, io la ricordo bene, quell'estate è stata un'estate peggiore di questa qua. Le temperature erano caldissime e il ghiacciaio era ridotto malissimo, anche se era un ghiacciaio più grande di quello di adesso, perché nel frattempo sono passati 20 anni. Mi viene quasi da dire che nella mia testa facevo più pericolosa l'estate del 2003 perché il ghiacciaio era molto più grande. Più piccolo è il ghiacciaio e più mi viene da dire i pericoli dovrebbero diminuire.
ripeto, dopo è facile dire, ma prima nessuno lo ha previsto, nessuno lo poteva prevedere, questa è la mia idea. Peraltro, dicevamo prima leggendo un'ANSA, quella di ieri non è stata nemmeno la giornata più calda registrata da gennaio ad oggi, ce n'è stata una più calda il 27 di giugno, quindi qualche giorno prima, quindi non è stata nemmeno la giornata più calda, però insomma la temperatura era chiaramente anomala. A proposito di spregiudicatezza o comunque di come dire, comportamenti da non mettere in pratica, c'è anche da voi, perché abbiamo visto il soccorso alpino a livello di Trento, insomma, sta dicendo la questura di Trento sta facendo un appello a che i curiosi non si avvicinino alla zona, perché purtroppo ci sono anche i curiosi che si avvicinano, non so come poi riescano ad arrivare in certe aree, perché abbiamo detto che è interdetta, però c'è qualcuno che si sta avvicinando per curiosare, per vedere, per testimoniare chissà in che modo. La questura di Trento ha lanciato un appello. Avete anche segnalazioni dalle vostre parti di questi curiosi? Guardi, ma senza ombra di dubbio, ricordiamo l'isola del Giglio, ricordiamo i turisti che si affannavano ad andare a vedere il luogo del disastro. Sicuramente ci saranno i curiosi, alla faccia delle ordinanze del comune di Canazei e del comune di Roccapietore. Noi siamo estremamente curiosi, che non è nemmeno la parola giusta, mi viene da dire quasi sadici a volte, nell'andare in cerca del dramma, e questo purtroppo è un aspetto umano che ci contraddistingue noi esseri umani che abitiamo questo pianeta. Quindi non pensiamo che sia un caso che è sporadico e potrebbe succedere, succederà sicuramente. Controllare la Marmolada, però, che è la montagna più grande delle Dolomiti, ha un fronte che sarà 5-6 chilometri, è praticamente impossibile, perché ci puoi salire dappertutto, ci puoi salire da ogni dove e i sentieri per andare su sono molteplici, quindi questo è il problema. L'ordinanza la si fa, l'ho fatta, mi fa piacere di averla fatta perché era un atto dovuto, ma da qui a controllare i curiosi e gli alpinisti spregiudicati io credo che ce ne passi, insomma. Certo, bisogna anche essere realisti a questo mondo. Certo, assolutamente. Grazie al sindaco Andrea De Bernardin, grazie davvero. E buon lavoro, insomma. Che altri passi potete fare come comune al di là di questa ordinanza? Cosa prevede nelle prossime ore? Beh, una cosa intelligente secondo me, che a me è piaciuta molto, è stata la chiusura della funivia di Malgacciapela per scelta della gestione, quindi in maniera autonoma un imprenditore sceglie di perdere dei soldi in una giornata in cui i curiosi sarebbero stati tantissimi, forse sarebbe stata una delle giornate più affollate, e loro hanno scelto, per rispetto ai soccorritori, alle vittime e alle famiglie delle vittime, di tenere chiuso. Chiaramente non sarà una chiusura per tutta l'estate, ma alcuni giorni, nei giorni cruciali, è una grande scelta secondo me che va rispettata anche questa. Certo. Grazie al sindaco De Bernardin, poi magari ci risentiamo se ci sono altre novità. Grazie e buon lavoro. Grazie, saluto voi. Allora, sindaco Mario Conte, torniamo a lei, insomma, ieri tra i tanti che hanno commentato, ovviamente c'era anche lei, anche come sindaco di Treviso, ma come presidente di ANCI Veneto, insomma, la vicinanza ai sindaci coinvolti. È necessario, l'abbiamo detto, tornare veramente a ripensare da adesso in poi ai cambiamenti climatici con concretezza, e forse purtroppo è una tragedia come questa che ce lo fa capire definitivamente. C'è da dire che i sindaci questo tema lo stanno affrontando da più tempo, nel senso che i segnali che ci arrivano dalla terra da un punto di vista ambientale sono preoccupanti. Questo è l'ennesimo episodio. Fino all'altro ieri parlavamo della forte siccità, poi abbiamo parlato di problemi idrogeologici, poi parliamo delle bombe d'acqua, poi parliamo di tutta una serie di fattori climatici che una volta non si manifestavano così e che oggi hanno degli impatti talvolta devastanti nei nostri territori. Ricordo che proprio da Roccapietre qualche anno fa
abbiamo parlato di Vaia, insomma tutti i segnali che ci stanno arrivando dalla natura che la direzione che l'uomo ha preso non è esattamente quello che la natura ha indicato e gli effetti si stanno vedendo. Quindi un esame di coscienza, ma non tanto della politica, quanto dell'essere umano, quanto dell'ognuno di noi, di cosa può fare per tutelare e difendere questa natura che sembra a tutti gli effetti si stia ribellando all'azione dell'uomo. Quindi un esame di coscienza, ma molto profondo e molto comunitario, io credo vada fatto. Mi fa piacere che il Comune di Treviso, che io amministro da 4 anni, in realtà questo esame di coscienza e delle politiche attive per la tutela dell'ambiente ha cominciato a metterle in campo fin dal primissimo giorno, tanto da essere riconosciuti anche a livello europeo come tra le migliori 10 città europee che stanno cercando di invertire la rotta da un punto di vista ambientale, stanno cercando. Certo, da appassionato di montagna, che quanto male fa vedere questa cosa, vedere quelle immagini, vedere la montagna ferita e poi le tante vittime? Fa tanto male, considerate che quel giorno lì che sono salito, quindi 3 anni fa, 7 luglio del 2019, nello salire ho incontrato anche il consigliere comunale Stefano Pelloni e ci siamo incontrati proprio con 2 cordate diverse. È stato un momento anche simpatico. Io sono appassionato di montagna, innamorato tra l'altro della Marmolada, e quindi queste scene fanno particolarmente male. Basti pensare che se quello che è successo ieri fosse successo oggi, probabilmente l'esito e il numero delle vittime, dei feriti, dei dispersi sarebbe totalmente diverso, forse quasi azzerato. Quindi è stata proprio una casualità impressionante nelle caratteristiche, nelle dimensioni e anche nelle tempistiche, perché proprio di domenica a poco prima dell'ora di pranzo è proprio l'orario clou dove tutte le cordate tendenzialmente cercano di salire o stanno scendendo, perché poi l'incognita è anche se qualcuno saliva un po' più tardi o se qualcuno stava già scendendo. È un lavoro davvero complicato quello che ora aspetta i soccorritori, ai quali io voglio esprimere per l'ennesima volta massima stima e riconoscenza e gratitudine, perché il soccorso alpino, che non ringraziamo mai abbastanza, in realtà li vediamo sempre impiegati in azioni di salvataggio che sono davvero molte volte ai limiti dell'eroicità, e quindi lasciamoli lavorare tranquilli, supportiamoli con tutto quello che c'è da fare. L'appello che faccio agli appassionati di montagna è quello di seguire rigorosamente quelle che sono le regole che anche il CAI impartisce regolarmente, e soprattutto le guide alpine, nel senso seguire quelli che sono gli indicatori che arrivano dal meteo e mai andare in montagna senza un adeguato equipaggiamento. Non è il caso di questo disastro, perché per salire la Marmolada è obbligatorio avere quantomeno ramponi, imbrago, casco, picozza, però quando ti frana addosso una valanga di queste dimensioni c'è veramente poco da fare. Però qui io credo che i segnali da percepire siano altri, però voglio dire, lasciamo parlare gli esperti. L'appello che faccio anche a tutto il popolo dei social network è non diventare adesso tutti esperti di alpinismo, perché sto leggendo dei giudizi anche un po' troppo frettolosi che francamente in questo momento non sono rispettosi, soprattutto nei confronti del dolore delle famiglie delle vittime e delle vittime stesse. Purtroppo è vero, purtroppo adesso assisteremo a un esercito, già stiamo assistendo di esperti, quando i veri esperti, insomma, li abbiamo sentiti in queste ore, insomma, hanno studi alle spalle di anni e anni. Grazie al sindaco Mario Conte, grazie davvero. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie. Nel frattempo avete visto nel titolo che passa in questo momento, dobbiamo aggiornare purtroppo il numero delle vittime, perché sono diventate 7 le vittime del bilancio, perché un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori, lo riferisce appunto l'ANSA dal soccorso alpino, per cui i morti della tragedia della Marmolada salgono a 7. 7 vittime, 8 ferite, 19 dispersi. Tra queste 7 vittime c'è anche Filippo Bari. C'è anche Filippo Bari a Malo, quindi la cordata, diciamo, vicentina. Allora
Andiamo a Malo dalla nostra Luisa Bertini, la vedo proprio a Malo. Grazie Luisa, grazie per essere in collegamento. È così allora, c'è l'ufficialità? Sì, è stato ufficializzato il riconoscimento di Filippo Bari, il 27enne che risiede a Malo ma che è originario di Isola Vicentina, e ad ufficializzarlo è stato con noi proprio il sindaco di Isola Vicentina Enrico Gonzo, che è stato in continuo contatto con la famiglia diciamo da ieri a questa mattina, e la notizia si è appresa mezz'ora fa, proprio perché la famiglia è andata a Canazei per il riconoscimento del corpo. Adesso siamo a Malo, dove abbiamo anche sentito, la vedete alle mie spalle, è la sede del CAI di Malo, dove Filippo era iscritto, e l'ex presidente del CAI ce l'ha descritto come un ragazzo estremamente solare, ma anche in montagna estremamente competente e avveduto, al punto che per domenica prossima avevano in programma un'uscita sul Monte Rosa. Ecco, qui è la foto che vedete postata proprio ieri sera dal fratello di Filippo, proprio perché Filippo l'aveva mandata su WhatsApp 15 minuti prima della tragedia, e diciamo che questo è l'amaro ricordo di quello che doveva essere una gita in montagna, proprio in vista e in preparazione dell'uscita di domenica sul Monte Rosa. Anche il sindaco di Malo si stringe al lutto della famiglia e ha proclamato il lutto cittadino per quando saranno i giorni dei funerali. Attesa lunga fin da ieri sera, che ha avuto l'ufficialità solo poche ore fa. Sì, ha avuto l'ufficialità solo poche ore fa, anche per le difficoltà connesse alla possibilità di riconoscere i corpi, perché ovviamente la valanga ha reso quasi irriconoscibili le persone, oltre al fatto che ovviamente per gli spostamenti sono dovuti arrivare sul posto i genitori e i familiari, quindi sì, si è saputo mezz'ora fa. Grazie, allora grazie a Luisa Bertini da Malo. Purtroppo l'ufficialità della morte di Filippo Bari, di quel ragazzo, ragazzo che aveva scattato il selfie. Lui una delle 7 vittime, perché ricordo che sono diventate 7 le vittime, e mi duole dirvi, come immaginate, che non saranno le ultime molto probabilmente, per cui c'è quel numero impressionante di 19 dispersi, 11 di questi sono italiani, che pesa tantissimo, e gli stessi inquirenti, gli stessi soccorritori dicono difficilmente saranno trovati vivi. Allora facciamo così, facciamo una breve pausa pubblicitaria se c'è, così anticipiamo il blocco che era previsto, in modo da poter poi collegarci con tutti i nostri ospiti successivi. Noi siamo in attesa sempre di collegarci poi a questo punto più tardi con Canazei per il punto stampa di Mario Draghi, che è in arrivo a Canazei, ma arriva in auto e non più in elicottero perché il tempo non lo permetteva. E allora, prima della pubblicità però, perché mi avvertono, perché stiamo vedendo ovviamente in tempo reale tutte le notizie che stanno arrivando, saluto i nostri ospiti che vedremo fra poco, Riccardo Barbisano, Tommaso Razzolini e poi Andrea Zanoni. Ovviamente parleremo di questo, e questo sarà il tema principale: i cambiamenti climatici, cosa bisogna fare, cosa si doveva fare, cosa si dovrà fare per queste situazioni ovviamente tragiche, in attesa ovviamente, e lo ripeto, del punto stampa del Premier Draghi. Prima però avverto anche la regia, perché mi sta facendo cenno la nostra collega Vanessa Banzato, che si trova in collegamento, si trova a Tezze sul Brenta, dove aveva il suo negozio una delle vittime, Davide Miotti, e si trova con il sindaco di Tezze sul Brenta. Dovrebbe essere in collegamento la nostra Vanessa Banzato, altrimenti mandiamo la pubblicità e a rientro ci colleghiamo con Vanessa e poi andiamo dai nostri ospiti. Ditemi voi. Chiedo lumi alla regia. Io vedo qualcosa, vedo un collegamento. Allora facciamo così, per partire subito con Vanessa facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi andiamo con Vanessa e poi andiamo con i nostri ospiti. Pubblicità.
La situazione è drammatica, anche perché abbiamo già questi 6 primi decessi, dei quali 3 sono veneti. E poi l'inquietudine dei dispersi, perché siamo costretti alla conta delle auto nei parcheggi e in particolar modo la cosa è tragica rispetto agli stranieri che magari non avvisano casa o sono abituati a farsi vivi a fine vacanza, e questo pesa ancora di più. Dall'altro la tragedia del contesto nel quale è avvenuta la frana e quindi il distacco del Seracco, perché è un contesto nel quale i corpi sono dilaniati, c'è un problema anche di identificazione. Adesso cercheremo di capire cosa si potrà fare, e ovviamente l'area va interclusa, e un appello anche ai cittadini di evitare di intasare o di intralciare i lavori, e questo assolutamente. Ho sentito il Presidente Mattarella questa mattina che mi ha chiamato, mi ha pregato di portare anche, oltre che la sua vicinanza, anche un ringraziamento a tutti i volontari. Abbiamo delle squadre anche venete, noi abbiamo 35 unità venete, il nostro elicottero, però devo dire la verità, speravamo che si salvassero molte più persone. Quindi siamo veramente inquietati dalla conta, una conta che rischia di essere veramente tragica, lo è già adesso, lo sarà ancora di più. Quando ho avuto l'avviso ieri, dopo le 13:45 dei fatti, vi dico la verità, ho sperato fin da subito che fosse magari cosa da poco, perché le prime notizie erano frammentarie. Poi la verità è che oggi siamo a una conta dei morti che rischia veramente di diventare qualcosa che mai è accaduto in Veneto. Presidente, ma c'è stata un'imprudenza nel salire con quelle temperature? Ma guardi, io non sono in grado di dirlo. Ovvio che se oggi noi pensassimo di andare lì, visto quello che è accaduto, e anche in futuro probabilmente non lo si farà più. Ma quindi cambieranno le regole? Beh, sicuramente alcune regole vanno riviste. Per ora direi che è fondamentale che si chiuda e si intercluda il ghiacciaio per le escursioni, quantomeno dal punto di vista di precauzionale. So che i sindaci si sono mossi, li abbiamo sentiti. E sarà così tutta l'estate? Questo non glielo so dire. Io spero anche che le temperature tornino verso il basso, che si torni a una normalità, perché voglio ricordare che questo ghiacciaio oggi ha le dimensioni del ghiacciaio che dovrebbe avere, cioè sono le dimensioni che il ghiacciaio dovrebbe avere a fine estate, a settembre. Quindi vuol dire che noi già ci siamo mangiati 3 mesi di liquefazione anticipata. Sì, pronto? Sì, eccoci in diretta, perché abbiamo in collegamento, lo ricordo, e lì saluto Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega a Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. E dovremmo avere anche Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, lo vedo, ma insomma l'ho visto prima e so che c'è. Allora vi chiedo un attimo di attendere ancora un secondo, perché ci colleghiamo, lo dicevo prima, prima della pubblicità, ci colleghiamo con Vanessa Banzatto, che si trova sempre a Tezze sul Brenta, davanti al negozio di Davide Miotti, una delle vittime di questa tragedia. Lo ricordo, 7 vittime, bilancio estremamente provvisorio, 7 vittime, 8 feriti e 19 dispersi, 11 di questi italiani. Dovrebbe essere con il sindaco di Tezze. Vanessa. Sì Nicola, buongiorno. Mi trovo infatti assieme al sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, e ci troviamo ancora una volta davanti al negozio Su e Giù Sport che Davide Miotti gestiva assieme alla compagna Erika Campagnaro. Sindaco, buongiorno. Si diceva un punto di riferimento importante questo negozio. Certo, sì, intanto mi sia consentito esprimere alla famiglia tutta, agli amici, ai parenti, le condoglianze mie personali e dell'amministrazione comunale di Tezze sul Brenta. Questo era un negozio frequentato da tante persone amanti della montagna che venivano qua non solo per acquistare i prodotti che Davide vendeva, ma anche per tanti consigli che lui, per chiedere consigli che lui era prodigo a dare a tutti quanti. Una persona molto preparata, una persona scrupolosa, da quanto mi è stato riferito dalle tante persone che frequentavano il suo negozio, e quindi quello che è successo è una cosa imprevedibile, imprevista, che non poteva rientrare tra quelle che sono le normali attenzioni di uno alpinista come lui era.
E infatti è proprio questo, quello che anche proprio le persone che lo conoscevano, che hanno riferito anche a lei, non ci si riesce a capacitare del fatto che lui era un'espertissima guida alpina, non avrebbe mai affrontato così alla leggera un'escursione in montagna con la compagna e con gli amici. Certo, difatti come le dicevo, le persone che io questa mattina ho sentito mi dicevano ma è impossibile che sia successo, perché lui era veramente scrupoloso e quindi non avrebbe mai affrontato una situazione del genere se anche avesse avuto il minimo sospetto di un pericolo, che poi è quello che abbiamo visto. Probabilmente queste situazioni sono situazioni che si verificano a causa delle continue modifiche del clima, alle quali sicuramente dobbiamo tutti pensare. Un'intera comunità che si stringe proprio attorno a questa famiglia. Certo, lui viveva qua nel comune vicino di Cittadella, so che sia lui sia la compagna hanno abitato per qualche periodo nel vicino paese, e era uno di noi perché molto tempo lo trascorreva qua, insomma, nel suo negozio a cui era molto affezionato. Anche quando avevamo bisogno per la protezione civile di fare degli stand promozionali, lui era sempre disponibile a fornire i manichini, a dare gli aiuti, insomma, per poter fare della montagna una pubblicità seria, una pubblicità non di coloro che vanno senza sprovveduti, insomma. Bene, allora Nicola, se non hai altre domande da studio, grazie mille, noi ti salutiamo. Io e il sindaco di Cittadella, di Tezze sul Brenta, Luigi Bellanda. Grazie davvero. Lo diceva bene il sindaco e lo diceva anche bene De Bernardini. Insomma, questo, il fatto che è accaduto ieri è davvero, per quello che si dice, straordinario. Non è nemmeno il caso di gente inesperta, spregiudicata, che attraversa una zona molto pericolosa per il rischio. Si tratta di persone molto preparate e di una zona che evidentemente, essendo anche la via principale, la via primaria, insomma, non era particolarmente ostica, ma quello che è accaduto è accaduto. Allora, adesso ci colleghiamo con i nostri ospiti, prima, e così introduciamo anche per ogni tanto una buona notizia. Abbiamo detto 7 le vittime, 8 i feriti, i dispersi a quanto pare sono scesi a 15, dice l'ANSA, anche se oscilla tra 15 e 16 la cifra, ma scesi da 19 a 16 perché 4 persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada, dice l'ANSA, sono state rintracciate e sono in salvo. È per questo che è fondamentale, lo facciamo rivedere, quel numero del soccorso alpino per chi ha dei parenti o persone che conosce che potevano essere ieri sulla Marmolada. Eccolo qui, 0461 495 272, numero telefonico per segnalare il mancato rientro di amici e familiari dalle zone della Marmolada. È fondamentale questo numero perché consente anche di avere di essere più veloci nel cercare evidentemente di rintracciare, di sapere chi cercare. Ebbene, 4 persone, dice l'ANSA, ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate e sono in salvo, quindi il conteggio dei dispersi scende a 15. Ecco, abbiamo anche aggiornato la nostra grafica. Da Canazei mi fa sapere Tiziana che Barattin del soccorso alpino parla di 16 dispersi, quindi stiamo oscillando tra 15 e 16, e 7 vittime. La settima in via ancora non ufficiale ma ufficiosa, ma di fatto la 7ª vittima. Fra poco sentiremo anche un altro parere di un glaciologo importante, Jacopo Gabrielli. Prima però, in attesa di ricollegarci con Andrea Zanoni, Barbisan e Razzolini. Si è detto molto in queste ore, ma chiaramente oltre al cordoglio c'è anche davvero, c'è davvero da riflettere e c'è davvero da ripensare al futuro davvero prossimo, non a un futuro remoto. Bisogna ripensare a questo anche a livello politico. Barbisan. Ma è chiaro che questa tragedia ci impone tutta l'urgenza di quello che è il tema ambientale, di quello che è il tema del surriscaldamento dell'atmosfera e conseguentemente della riduzione dei ghiacciai. E
interviene in una maniera drammatica all'interno di un dibattito che già c'è, che già esiste e che già, diciamo, compenetra tutta quella che è la sua fattispecie delle istituzioni pubbliche. È cresciuta di molto la sensibilità all'interno di ogni istituzione e in ogni parte politica su quello che è il tema dell'ambiente. Certo che ora come ora, dal punto di vista contingente, cioè del momento, forse è il caso anche di chiedersi se certe catene dolomitiche, insomma, ma anche tante altre montagne in Italia che abbiano il ghiacciaio possano essere ancora frequentate nei mesi più caldi, perché se è vero che dobbiamo avere una prospettiva di lungo periodo, cioè che è quella ambientale di surriscaldamento, di mancanza di precipitazioni, eccetera, dobbiamo pensare forse a qualcosa anche nel breve periodo, cioè per il domani e il dopodomani. Non possiamo pensare che si possa non vedere queste scene che stiamo vedendo adesso, che state trasmettendo, e che magari qualcuno possa pensare di andare, non so, su un altro ghiacciaio in Lombardia tra 10 o 15 giorni. Penso che bisogna darsi una cornice chiara, una cornice ben definita per tutto quello che è il territorio nazionale nel tempo in breve tempo. E poi il lavoro di inversione di quello che è una tendenza che ormai è così da metà degli anni '80, cioè di innalzamento della temperatura e di riduzione dei ghiacciai, è un lavoro che bisogna mettere in campo, che bisognava probabilmente mettere in campo da molti anni e che necessita di essere implementato. Razzolini, la cosiddetta transizione energetica, insomma, ormai è urgente. Allora, condivido questo discorso però in parte, nel senso che è vero che bisogna essere, anche per un dovere morale rispetto all'ambiente e rispetto al luogo dove viviamo, che dobbiamo andare verso questa direzione. Però io vorrei ricordare che non basta che solo il Veneto o solo l'Italia o solo l'Unione Europea segua questa direzione, se poi abbiamo stati come la Cina e l'India dove non hanno rispetto di regole, perché è vero, qui siamo in Europa, qui siamo in Italia, qui siamo in Veneto, ma il pianeta Terra è uno intero e quindi le scelte poi che ogni Stato, che ogni ente fa in merito alle produzioni, al consumo, all'inquinamento, è un qualcosa che poi ricade su tutta la popolazione mondiale. Quindi adesso sì, sono d'accordo con questo discorso, però bisognerebbe un attimo sensibilizzare anche altri stati, perché poi magari noi qui iniziamo a porre sempre più regole ferree, requisiti abbastanza di alto livello, che per carità è comprensibile e bisogna salvaguardare tutto il nostro ambiente, però poi ti trovi la concorrenza sleale, spietata, dove magari di beni senza dazi provenienti dalla Cina e dall'India, che questi contesti, queste regole non le rispettano proprio per niente. E quindi è vero che c'è un innalzamento climatico delle temperature, è vero tutto questo, però la responsabilità nessuno se la deve tirare via, togliere, quindi ognuno di noi è responsabile, però bisogna vedere anche in situazioni che non per forza di cose fanno parte della nostra area, ma bisogna insomma anche chiedere qualcosa in più ad altre potenze, ecco, su questo, perché poi per carità, per quanto bene possiamo fare noi, facciamo parte di un sistema dove oggi abbiamo visto bene l'inquinamento è molto più a livello percentuale molto più pesante in Cina e in India rispetto a tante altre parti del mondo, quindi ecco, su questo bisogna un attimo fare attenzione a non ancora penalizzare le nostre imprese, le nostre aziende con regole più difficili, quando poi andiamo a comprare il made in Cina o il made in India a basso costo, dove in realtà a livello di ambiente non rispettano proprio nulla. Barbisane, così insomma è difficile poi mettersi delle regole se poi non le rispettano tutti, è il solito discorso, però è anche vero che qualcuno deve cominciare, forse è anche questo il concetto, no?
Sì, d'accordissimo su questo. Bisognerebbe anche pensare tutta l'energia elettrica che dobbiamo produrre per far andare le future macchine elettriche che l'Unione Europea ci vuole imporre, con che tipo di carburanti verrà prodotta, perché non è sufficiente che la macchina sia elettrica per non inquinare, perché se quell'elettricità io l'ho prodotta attraverso combustibili fossili oppure il gas oppure con i mezzi tradizionali, alla fine siamo davanti alla foglia di fico, cioè è una questione che è un cane che si morde la coda. È vero quello che dice Razzolini, ci sono realtà in pieno sviluppo industriale che non stanno osservando assolutamente nessuna regola ambientale, per cui a noi sì, faremo solo un bel esercizio retorico se continuassimo a imporre limiti solo all'interno dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è veramente, diciamo, poca cosa come abitanti e come produzione industriale rispetto a tutto quello che è il Far East, tutto quello che sarà l'Africa e quello che sono gli Stati Uniti d'America già oggi, e quindi diciamo che siamo tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo retrocedere rispetto alla produzione di certi agenti inquinanti, ma è vero anche che se non si fa tutti insieme è inutile porre dei limiti alla concorrenza alle nostre imprese, perché altrimenti faremmo chiudere delle imprese che rispettano molti limiti ambientali, se non magari tutti o proprio tutti come vorremmo, in favore di imprese che limiti ambientali non sanno che cosa sono, e ci aggiungo io, non sanno neanche cosa sono i diritti dei lavoratori. Allora, torniamo sulla Marmolada per capire anche cosa è successo esattamente, cosa può essere successo. L'abbiamo sentito il professor Mauro Verratti, glaciologo dell'Università di Padova. Sentiamo un altro esperto, Jacopo Gabrielli, che ha raccolto la nostra Tiziana Bolognani proprio a Canazei, dove, lo ricordo, dovrebbe arrivare a breve Mario Draghi. La visita era prevista a mezzogiorno. Avete visto, era già arrivato questa mattina il presidente Zaia insieme all'assessore regionale Botaccin, poi risentiremo le loro parole. Abbiamo già risentito Zaia al rientro dalla pubblicità. Doveva arrivare appunto via elicottero da Verona, dove era arrivato il premier Draghi. Poi le condizioni di maltempo, perché oggi ci si è messo anche il maltempo che potrebbe provocare ulteriori distacchi, speriamo di no, e dunque il premier è in arrivo in auto, non più in elicotteri, quindi i tempi si sono allungati. In attesa, la nostra Tiziana Bolognani ha raccolto queste parole di Jacopo Gabrielli, esperto glaciologo. Sentiamolo. Eccoci, Jacopo Gabrielli è glaciologo e sta per entrare anche nel soccorso alpino. Lei è appena rientrato da Passo Fedaia, ci può raccontare che cosa è accaduto ieri? Si è staccato un seracco dalla parte vicino a Punta Rocca. Questo seracco, chiaramente questa massa di ghiaccio, è caduta a valle e purtroppo è arrivata proprio nella porzione di ghiacciaio dove c'è la via che sale verso Punta Penia. Quindi alle 2 di pomeriggio circa, forse un pochino prima, c'erano moltissime persone, moltissimi alpinisti che stavano cercando di raggiungere la vetta, e quindi è stata la strage che stiamo raccontando. Ecco, questa strage che stiamo raccontando e che i glaciologi, noi sappiamo che ci sono degli studiosi che hanno come punto di riferimento il ghiacciaio della Marmolada per capire quali sono gli eventi climatici, il futuro climatico del nostro paese. Allora, i seracchi cascano da sempre e lo fanno in maniera indipendente rispetto al clima. Nel senso che i ghiacciai continuano a muoversi e questi ghiacciai si muovono verso valle, ogni tanto si fratturano e dei pezzi cascano. Ciò che invece stiamo riscontrando in questi ultimi anni è che è aumentata di molto la frequenza di questi crolli e anche la magnitudine, quindi la quantità di ghiaccio che sta crollando. Per quale motivo? Perché il riscaldamento globale fa sì che questi ghiacciai siano sempre meno in equilibrio con il clima, e quindi l'acqua, soprattutto l'acqua liquida che è presente negli strati di questo ghiaccio, fa da lubrificante e fa sì che questi enormi blocchi possano cadere. Fa impressione vedere ciò che è rimasto, no, dopo questo distacco, questo colore azzurro che si staglia sul ghiacciaio della Marmolada rispetto al colore che noi siamo abituati a vedere. Fa impressione
in generale, nel senso che la marmolada che abbiamo visto oggi, questa mattina era una giornata splendida, è una marmolada che di solito si vede a settembre. Usciamo da 2 mesi di temperature torride, maggio e giugno sono stati terribili quassù, ma un po' dappertutto in Italia. Giugno ha avuto delle temperature medie che sono simili, comparabili a quelle che si hanno di solito in agosto. Quindi sì, fa impressione il buco lasciato da quel seracco, ma fa impressione un po' camminare su questo ghiacciaio anno dopo anno e vedere come il ritiro è davvero inesorabile e si vede a vista d'occhio, è una cosa che è particolarissima. Non dovrebbero essere coglibili queste differenze di anno in anno, invece qui ormai davvero il disequilibrio è sotto gli occhi di tutti. Quando giustamente noi facciamo notare che non è la montagna che è assassina, che non è il territorio che è assassino, ma che è l'evoluzione del clima, l'evoluzione del tempo, che è un destino. Il ghiacciaio segue semplicemente le equazioni della fisica classica, quindi non è né buono né cattivo, fa il suo lavoro. Non sono né buoni né cattivi neanche gli escursionisti e gli alpinisti che ieri lo stavano percorrendo. Certamente la fruizione dell'ambiente alpino è cambiata e dovrà cambiare in funzione dei cambiamenti climatici. Quindi il messaggio, senza andare secondo me a cercarci grandi responsabilità, è stata una fatalità questa. Fosse caduto quel seracco 3 ore dopo non saremmo qui a parlarne, non c'era nessuno e magari sì qualche foto, qualche servizio marginale. Non è la montagna assassina, nessuno è responsabile. Ecco, quello che possiamo portarci a casa è che il clima è cambiato per colpa dell'uomo e che la bastonata che ci siamo presi ieri ci serva da lezione e davvero ci faccia iniziare a vivere questo nostro pianeta in maniera un pochino diversa. Barbisan, cosa dice di queste parole? Che sono quelle più corrette sicuramente. Anche nel finale devo dire che ho trovato grande intelligenza da parte di chi parlava prima nel servizio, cioè adesso non è il caso, non è il momento di cercare responsabilità oppure di puntare il dito, e neanche nei confronti e soprattutto nei confronti di queste persone che facevano un'escursione che comunque era lecita, che nessuno gli aveva detto che non si poteva fare e che in molti casi erano persone attente, non alle prime armi. Di sicuro non ero io che andavo su in montagna sulla Marmolada, che farei ridere, ma erano escursionisti attenti. Ecco, in questo momento non credo che sia utile una propaganda o una comunicazione di questo tipo. In questo momento è necessario recuperare le vittime, sperare di poter trovare qualcuno che magari pur in gravi condizioni però è sopravvissuto alla tragedia, ridurre al più presto possibile il numero dei dispersi e dare vicinanza alle famiglie. Ecco, questo è quello che è necessario oggi e domani e almeno fino ai giorni in cui ci saranno gli estremi saluti funerali di queste persone. Dopodiché si potrà scatenare il dibattito politico, ci saranno gli scienziati che diranno assolutamente le loro cose, ci sarà prese di posizione da una parte e dall'altra, un nuovo modo, un nuovo rapporto di vivere la montagna sarà necessario, però credo che io sto con quello che ho sentito prima. Non cerchiamo colpe oggi, perché mi fa sorridere amaramente, perché è molto vero quello che si diceva: se fosse successo di notte non c'era nessuno, ne avremmo parlato un attimo, 5 secondi, inconsapevoli di quella che poteva essere appunto la gravità di questo fenomeno, di cui invece oggi purtroppo è urgentissimo ed è impossibile non rendersene conto, stante il fatto che ci sono decine di vittime. Si è ricollegato anche Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD. Prima allora mi faccia sentire un secondo cosa dice Razzolini delle parole del glaciologo e poi vengo da lei e le chiedo un paio di cose. Razzolini. Condivido con quello che ha detto Barbisan, nel senso che un evento straordinario come questo, cioè nessuno poteva prevedere. Chi era lì erano persone qualificate, erano persone con esperienza, quindi voglio dire era veramente è stata una sfortuna, perché fosse successo un altro giorno, fosse successo di notte, di sera,
Il danno a livello ambientale sicuramente ci sarebbe stato, però a livello umano no, cioè le persone non sarebbero né morte né ferite né disperse. Poi è stato un caso di una situazione alquanto straordinaria che purtroppo è successa in una giornata e in un'ora terribile, e questo è il discorso. Però responsabilità è difficile anche trovarne, cioè, mi metto anche nei panni dei sindaci, che magari gli si verrà contestata che poteva aver fatto un'ordinanza, però cioè, come si fa a sapere anche cosa sarebbe successo? Cioè, io ritengo veramente questo fatto è tutto imprevisto. Poi, per carità, chi meglio di me trarrà le conseguenze, ma assolutamente la vedo veramente difficile prevedere una cosa di questo tipo. Zanoni, allora, le chiedo insomma quello che ho chiesto un po' a Barbisani e anche a Razzorini all'inizio. Intanto questo dramma ci riporta, ovviamente lo stiamo dicendo, l'attenzione cosa deve cambiare anche nella nostra cultura, ma non solo nella nostra cultura, deve cambiare qualcosa anche a livello ovviamente decisionale per l'ambiente. Intanto questo. Devo dire che purtroppo in questi terribili momenti dove va la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, molte purtroppo, va ricordato come gli scienziati ormai da decine di anni hanno lanciato l'allarme della questione dei cambiamenti climatici e la scienza è unanime nel dire che gli uragani, abbiamo avuto Vaia, l'acqua alta che ha sommerso Venezia e riempito d'acqua anche il Consiglio regionale, l'estrema siccità che stiamo vivendo, gli incendi e gli scioglimenti dei ghiacciai sono tutti effetti dei cambiamenti climatici. Purtroppo la politica non ha considerato questi allarmi, questi avvisi, queste relazioni, questi studi scientifici, non ha considerato il mondo della scienza, se l'è presa comoda e tutte le azioni che sono state prese negli ultimi anni sono state prese spesso con grandissima fatica, perché si va a salvaguardare di più la lobby di quello o quell'altro settore che dà una rivoluzione energetica, dà un cambio di rotta verso un mondo sostenibile, la produzione di fonti rinnovabili e quant'altro, hanno sicuramente qualcosa da perdere. E quindi quello che dico è questo è un ulteriore, l'ennesimo campanello di allarme che si manifesta con tutta la sua gravità questa volta relativamente al clima che sta cambiando, relativamente al surriscaldamento globale, e quindi questo dovrebbe spronare tutta la politica a prendere le decisioni giuste nel chiuso del palazzo quando si tratta di cambiare le cose, quando si tratta di prendere le giuste misure. E invece purtroppo abbiamo sempre quelle spinte contrapposte al cambiamento di chi ha degli interessi nel mantenere lo status quo. Però abbiamo capito anche da questo dramma che dobbiamo cambiare. Naturalmente dobbiamo cambiare le norme, dobbiamo cambiare il modo di utilizzare l'energia, le fonti dell'energia le dobbiamo cambiare. Noi, se fossimo una regione, ad esempio, che avesse puntato alle fonti rinnovabili, saremmo molto più indipendenti rispetto alla situazione attuale. Avremmo molti più cittadini che pagano bollette inferiori a quelle che paghiamo adesso. Come gruppo consigliare, sapendo e avendo colto l'allarme della scienza, 3 anni fa abbiamo commissionato all'Università di Padova uno studio per Veneto 100% sostenibile, perché non possiamo più continuare a immettere queste milioni di tonnellate al secondo in atmosfera, che sono quelle che poi surriscaldano il clima e che creano questi disastri. Questa volta lo abbiamo visto, è vicino alle nostre porte di casa, ma abbiamo avuto anche Vaia, abbiamo avuto la siccità del 2018, abbiamo avuto l'Acqua Granda, adesso abbiamo questa nuova siccità. Speriamo non arrivino gli incendi. È un monito, serva da monito alla politica e ai decisori, a chi prende le decisioni. Adesso si è sentito parlare come misura della Commissione europea e dell'Unione Europea dello stop ai motori diesel e benzina entro il 2030, entro il 2035. C'è stata una levata di scudi incredibili. Ma allora
dove vogliamo andare, le vogliamo prendere o no queste decisioni, purché costose in ogni caso, che comportano dei sacrifici, ma non abbiamo alternative, la scienza ce lo dice. Abbiamo visto che i ghiacciai stanno scomparendo, abbiamo visto che addirittura quello che la scienza prevedeva si sta manifestando in maniera più repentina, cioè più veloce di quello che si pensava, e quindi bisogna correre. Quindi io mi auguro che la politica, quella che prende delle decisioni, sappia cogliere questi segnali e sappia decidere senza le troppe pressioni che ci sono oggi ai cambiamenti necessari, utili per affrontare e per un futuro, diciamo, sostenibile. Non possiamo più andare avanti percorrendo questa strada. Questi sono segnali terribili, ma vanno assolutamente colti. Zanoni, dicevano prima Barbisan e Razzolini, anche se è chiaro, no, il concetto è quello, bisogna ripensare a un sistema proprio anche culturale, non solo industriale. Ma anche se l'Unione Europea dovesse trovare la quadra su questo, e già ci sono delle difficoltà, il problema diventa globale, perché l'Europa può anche mettersi al passo, ma se Cina o India non lo fanno, il problema resta. Quindi diventa veramente un discorso globale che rischia di non far progredire le scelte, oppure è meglio comunque iniziare ad essere i primi? Mi pare che la risposta sia scontata. Dobbiamo iniziare a dare il buon esempio. Se il vicino di casa si comporta male, viola la legge e va contro gli interessi di tutti, cosa dobbiamo fare? Fare come il vicino di casa? No, casomai dobbiamo dire al vicino di casa: guarda che stai sbagliando, la tua strada non porta a niente, puoi avere dei benefici immediati, ma a lungo termine tu e i tuoi familiari andrete a schiantarvi. Quindi è questo che bisogna fare, la politica, la diplomazia a livello mondiale, nei tavoli dell'ONU naturalmente. Tra l'altro dico, l'ONU ha steso l'agenda 2030 sulla sostenibilità con dei programmi e degli obiettivi importantissimi anche sulla questione dei cambiamenti climatici, quindi hanno tutti ben chiaro quello che bisogna fare. Bisogna anche nelle varie sottoscrizioni di partenariato con la Cina, con l'India, l'Unione Europea, lo sta già facendo, deve mettere sul tavolo anche le condizioni di una transizione ecologica sostenibile verso le fonti rinnovabili. Va detto comunque che la Cina, che evidentemente è molto lungimirante, sta già rivedendo la sua politica e sta puntando a diventare una potenza mondiale sulle fonti rinnovabili. Stanno facendo degli investimenti che fino a qualche anno fa era impossibile prevedere. Quindi non è proprio detto che ci siano queste nazioni canaglia nei confronti del clima. È vero che quando ci si mette ai tavoli c'è sempre chi tira il freno a mano, ma sono drammi come questi, la siccità in particolare, e sono fenomeni climatici che stanno colpendo quei paesi, che a mio avviso servono da monito, perché poi quando giustamente diceva bisogna fare anche andare verso un cambiamento culturale, quando la popolazione, l'opinione pubblica si rende conto e quindi cerca di trovare delle risposte anche nel proprio piccolo, anche nei gesti quotidiani, anche la politica poi ne prende atto. Quindi credo che sia una scelta obbligatoria, non abbiamo alternative. Guardate le cronache quotidiane, quello che voi trasmettete, i disastri che state monitorando sono sempre più frequenti, Non avevamo mai visto i nostri fiumi in secca come li abbiamo visti quest'anno. Abbiamo avuto delle avvisaglie magari nel 2003, ma adesso sono sempre più frequenti, quindi credo che sarà una via obbligatoria anche per quei grossi stati che finora hanno intrapreso poche scelte importanti per contrastare l'emissione dell'anidride carbonica, che è il gas clima alterante principale che crea quello che stiamo vedendo in queste ore. Ci sono dei dati, l'estate 2022 iniziata a maggio è molto simile, l'abbiamo detto, all'estate 2003, il cui caldo viene definito iperestremo. Al momento le temperature medie sono seconde solo a quelle estate, quindi siamo come temperature di poco sotto a quelle del 2003, ma c'è le precipitazioni che sono inferiori. In quel 2003, famigerato 2003,
caldissimo che appunto è passato alla storia come uno degli anni più caldi mai registrati, pioveva però di più e quindi c'era anche questo, c'era un problema in meno, che era quello della siccità, che invece si è riscontrata in questo 2022. Prima lo accennava Barbisan, non bisogna puntare il dito però adesso, perché è chiaro che il senno di poi è facile per tutti, però già si dice forse non era il caso che qualcuno si trovasse in quella zona ieri sulla Marmolada, e abbiamo sentito il sindaco però di Roccapietore, Andrea De Bernardin, su questo molto forte, ha detto adesso non si cominci a cercare un capro espiatorio per un evento davvero straordinario come non se ne sono avuti precedentemente, perché poteva capitare stamattina, poteva capitare stanotte, poteva capitare anche 2 anni fa. Però il timore è che appunto adesso qualcuno debba rispondere di questa situazione. C'è una inchiesta aperta della Procura per disastro colposo. L'appello di De Bernardin è: non cercate un capro espiatorio. Cosa dice? Barbisan. Ah, scusi, non ho capito che non ho capito che parlava con me. No, allora io credo che sono anche d'accordo con quello che dice il consigliere Zanoni. Certo che, ripeto, ribadisco quella che è la mia posizione su quello che si cercava di dire prima. Mentre lui parlava, io cercavo quali sono le fonti energetiche che maggiormente utilizza la Cina, e la Cina va ancora a carbone praticamente per circa il 60% della sua come fonte di produzione di energia. Quindi resta vero che ci sono strategie e programmi per il futuro, ma resta vero anche che oggi molti stati tra i più avanzati come la Cina stessa nel carbone vede ancora la strategia magari non per il futuro ma per l'oggi, e che l'attuale crisi energetica, se vogliamo ricollegarci a un altro tema di grande interesse del momento, ci vede in una situazione in cui alcuni stati europei, tra cui pare anche l'Italia, lo stesso Premier Draghi abbia detto che bisogna ripensare nel breve periodo al riutilizzo del carbone per fare fronte a una situazione così grave come quella davanti alla quale ci troviamo ora. Beh, io non posso che sposare le parole del sindaco di Roccapietore. Il sindaco di Roccapietore abbiamo imparato a conoscerlo come una persona straordinaria, una persona estremamente collegata alla sua comunità, un uomo di montagna vero, un uomo che anche, mi permetta di dirle e di rivelare questo particolare, ha anche rifiutato la ribalta della politica nazionale alla quale poteva diciamo accedere, ecco, proprio per stare in montagna, per stare vicino al suo popolo, per stare vicino alla sua gente, già nella situazione che abbiamo conosciuto con la devastazione del suo territorio in seguito a Vaia e lo sconvolgimento dei serrai di Sottoguda. E credo che questo sindaco sia, ecco, una delle persone che meglio rappresentano il Veneto in questo momento, e non posso che essere d'accordo con le sue parole. Razzolini. Sì, anch'io ritengo che non sia corretto trovare per forza un capro espiatorio, soprattutto in questa situazione. Altrettanto trovo giusto che vengano fatti tutti i rilievi, tutti i controlli e che si cerchi un po' di capire le dinamiche dell'accaduto. Questo è doveroso, però ecco, capri espiatori anche no. Io credo che appunto, come ho già detto prima, questa sia stata una situazione molto molto difficile. Mi ricollego al discorso detto prima anche da Zanoni, no? Bisogna iniziare, no, non bisogna iniziare. Noi l'Unione Europea e anche l'Italia hanno già iniziato da tempo a adottare determinati limiti nei consumi, determinate situazioni dove si va a favorire l'ambiente. Sicuramente non siamo all'avanguardia al 100%, abbiamo ancora tanto da migliorare, però dobbiamo mettere una bilancia e dobbiamo anche capire un equilibrio. Oggi, lo diceva prima Barbisan, che è pure andato a verificare, insomma la Cina utilizza per la maggior parte centrali a carbone. Non possiamo pretendere che solo una parte del mondo sia attenta e ligia, o comunque che sia abbastanza all'avanguardia, ecco, partendo dal presupposto che tutti quanti possiamo sempre fare meglio e fare di più,
però non può essere un disequilibrio così, perché poi ovviamente, visto che purtroppo non si vive solo d'amore, ok, ma si vive anche di lavoro, si vive di economia, si vive di tantissime altre cose, e bisogna che le nostre aziende funzionino, bisogna che le nostre aziende producono, bisogna che le nostre aziende siano competitive, cosa che invece stiamo vedendo oggi stesso, una concorrenza sleale di certi paesi che appunto sui temi ambientali non ce ne sentono proprio, e quindi tutto quello che fanno a livello di inquinamento e quindi una riduzione di costi, perché tanto non devono tenere conto di determinate regole, no? Poi lo usano su prezzi di beni che sono minori rispetto ai nostri, e quindi c'è una concorrenza sleale, e noi comunque su questi beni non imponiamo dazi, e quindi non andiamo in qualche modo a far pagare questo disagio che a livello ambientale stanno provocando a tutto il mondo. Quindi su questo bisogna anche stare attenti. Quindi è vero, bisogna continuare a far bene, a rispettare l'ambiente, bisogna fare meglio, bisogna fare di più, sì, però non è che non stiamo facendo nulla, non è che siamo 4 disgraziati che su queste cose non siamo sensibili. Assolutamente ci sono paesi e potenze mondiali che dovrebbero esserlo molto molto di più. Lo hanno programmato, sì, ma però per in questo momento non lo è, cioè stanno inquinando e come, e quindi queste situazioni che oggi ci troviamo e alla quale noi stessi dobbiamo rispondere, comunque non è una conseguenza diretta di quello che facciamo noi, ma di quello che fa anche un'altra parte del mondo, e quindi su questo bisogna un po' tenere degli equilibri, perché ricordiamoci sempre che dopo tutte le regole che facciamo vanno in qualche modo a influenzare le aziende e chi produce e chi comunque crea economia per questo territorio. Quindi ambiente sì, però anche con consapevolezza, perché è vero, Zanoni parlava dell'energia elettrica, però bisogna capire con l'energia elettrica come è prodotta, perché se viene prodotta con le centrali idroelettriche, allora per carità mettiamoci la firma tutti quanti e va benissimo, ma se viene prodotta a carbone, come ha detto Barbisan prima, ma effettivamente Draghi lo ha detto pubblicamente, insomma, che si riapriranno delle centrali a carbone per produrre energia elettrica dovuta al conflitto che ha creato sicuramente problemi di questo tipo, e allora non è che è tutto oro quel che luccica, bisogna un po' stare attenti, e sì, ecco, quindi questo volevo precisare. Zanoni, si è sottovalutato troppo a lungo, forse magari anche con un sorriso, se sono sottovalutate le marce dei ragazzi di Fridays for Future, o in ogni caso il problema nasce ben prima che nascessero Greta Thunberg e i Fridays for Future? Greta Thunberg, che è stata derisa da molti, che è stata considerata una macchietta, una mossa dalle lobby, non si sa di che cosa, in realtà ha avuto il grande merito di portare alla ribalta un tema che è semplicissimo, quello che vede i cambiamenti climatici creare tutti i disastri che vediamo ogni anno, e che la scienza ci dice dovete intervenire. Greta Thunberg non si è inventata nulla, ha questo merito di aver portato milioni di ragazzi nelle piazze. Il tema è risaputo, i primi allarmi arrivano ancora 40-50 anni fa, i report, quelli più importanti, sono di circa 10-15 anni fa. Le avvisaglie le abbiamo viste tutti a partire dal 2003, poi ricordo anche il 2017-2018, io ricordo che per uno di questi 2 anni il nostro governatore dichiarò che l'agricoltura subì 1 miliardo di euro di danni. Vaia, una per tutte, poi fenomeni come la cimice asiatica dovute naturalmente all'innalzamento della temperatura, cioè i segnali sono tantissimi, sono sempre stati sottovalutati, e ancora adesso a mio avviso non c'è la giusta percezione del fatto che bisogna correre. Già si parla che abbiamo superato il filo rosso e quindi dovremo andare incontro a questi fenomeni. Quando si parla, dobbiamo trovare un equilibrio, come diceva adesso il collega Razzolini, l'equilibrio rischi di non trovarlo più, perché i costi che dovremo sostenere per fronteggiare la siccità, per fronteggiare gli uragani e quant'altro saranno ben superiori dei sacrifici che in qualche modo bisognerà fare per questa riconversione energetica. Poi cosa volete? C'è chi ha sensibilità e sensibilità. Io ricordo nel 2018 un consiglio regionale al quale noi di opposizione
ci rifiutammo di partecipare, dove sulla Marmolada, sul ghiacciaio della Marmolada, ma non per parlare di cambiamenti climatici, non per parlare che quel ghiacciaio se ne stava scomparendo a vista d'occhio, si parla di 350 metri in meno ogni anno, ma per parlare della lotta dei confini tra Trentino e Veneto. Quindi capite voi che la sensibilità e l'attenzione della politica nei confronti di queste tematiche, a mio avviso, è ancora bassa. Devo dire che sentire anche oggi i colleghi che parlano di bisogna trovare il giusto equilibrio, bisogna far presente che le imprese di qua, le imprese di là. Allora, la conversione ecologica, la conversione verso la sostenibilità porta comunque economia, cioè dovremmo dire a certe imprese dovrete convertirvi, ma non le lasciamo a piedi, non lasciamo la gente per strada disoccupata. La politica ha quel compito che è molto difficile, che è quello di portarle verso la transizione. Li dobbiamo accompagnare con i giusti aiuti, con le la giusta formazione, l'aiuto tecnico che serve, il coordinamento. Ma questo è quello che bisogna fare. Non possiamo pensare di dire ma siccome c'è qualche problemino nell'andare verso un mondo sostenibile, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, perché ci cadrà tutto addosso. Questi ragionamenti potevano valere in momenti di normalità, adesso siamo in un momento di emergenza e l'emergenza va affrontata con i giusti mezzi e bisogna correre, perché altrimenti saremo travolti dai fatti. Marvisan. Guardi, io non sono particolarmente d'accordo con quello che ho sentito, perché io c'ero a quel consiglio regionale in Marmolada. Tra l'altro dovremmo vedere proprio le immagini di quel giorno, eccole qua. Ecco, perfetto, fu una giornata bellissima nella quale, con la scusa della questione del confine tra Veneto e provincia autonoma di Trento sul ghiacciaio della Marmolada, nella quale comunque ci fu una decisione che nottetempo sottrasse al Veneto alcuni metri quadri, alcune decine di metri quadri di ghiacciaio, parlammo di politiche per la montagna. Ci fu un intervento da applausi e da piangere del sindaco di Roccapietore, e se il consigliere Zanoni allora fosse venuto avrebbe imparato qualcosa. Invece stettero a casa polemicamente, anzi non è vero che neanche tutti stettero a casa, perché il consigliere Ruzzante, che all'epoca era all'opposizione insieme a Zanoni, venne con noi in Marmolada e si collegò dai piedi della funivia perché per questioni cardiache non poteva salire fino alla cima, quindi non è neanche vero che tutta l'opposizione attuò una questione così pretestuosa tanto da decidere di non venire. Noi andammo lì e con quella scusa ponemmo l'attenzione su tutto quello che è il tema delle politiche per la montagna, le politiche abitative, lo spopolamento, la questione della sanità, i collegamenti intervallivi e i servizi che servono ai giovani e agli anziani della montagna. Razzolini? Però sì, credo che sia stato importante, anzi un consiglio regionale così onestamente, se posso permettermi, l'avrei fatto pure a Sappada quella volta lì per difendere i confini della regione Veneto. Ma al di là di questo io continuo a non essere d'accordo con quello che dice Zanoni, perché le parole sono bellissime, condivisibilissime, però poi bisogna vedere i fatti, e i fatti sicuramente non saranno così. Di conseguenza bisogna stare attenti tra quello che effettivamente è l'idealismo e quello che poi è il realismo delle cose. Io già col Covid ho visto veramente pochi aiuti alle aziende, alle partite IVA, a chi lavora. Di conseguenza un equilibrio lo bisogna trovare, e questo è il ruolo della politica. Non sto dicendo che bisogna per forza, non sono per il sì inquinamento, non l'ho mai detto e non lo ritengo corretto. Dico solo che chiedere questioni difficili e impossibili oggi alle ormai poche realtà produttive, aziende di questo paese già messe in difficoltà da un sacco di cose, bisogna stare attenti, anche perché per quanto bene possiamo fare noi Veneto, per quanto bene possiamo fare noi Italia, il discorso ambientale, ricordiamoci che l'Italia è un puntino nel mondo, la Cina è immensamente più vasta e grande, così anche l'India e così anche altre realtà, quindi a livello anche proporzionale capiamo bene che gli sforzi che facciamo noi, per quanto nobili, per quanto importanti, per quanto impegnativi, sono veramente
limitati rispetto alla grandezza di altre potenze. Questo non vuol dire non fare, assolutamente, però non bisogna andare neanche a creare delle situazioni che rendono la vita alle imprese difficili. Quindi sì, bisogna andare verso l'ecologia, bisogna sicuramente andare verso l'ambiente in direzione assolutamente favorevole, però bisogna farlo con i giusti metodi, con le giuste tecniche e con intelligenza, ecco, non solo per riempirsi la bocca di slogan, perché questo dal mio punto di vista non va bene. Bene, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Chiaramente i temi quando ci siamo sentiti erano diversi, ma abbiamo affrontato ovviamente l'unico tema che si poteva affrontare oggi, ovviamente, cioè la tragedia della Marmolada. Grazie a Riccardo Barbisan, grazie ad Andrea Zanoni e grazie a Tommaso Razzolini. Allora adesso una breve pausa pubblicitaria, poi risentiremo le parole del glaciologo dell'Università di Padova che ci spiega esattamente il dramma dei ghiacciai sulla Marmolada e ci ricollegheremo con Tiziana Bolognani per fare un po' il punto della situazione in attesa dell'arrivo di Mario Draghi.